Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con voi come tutti i giorni fino alle 14:30 e vi ricordo subito la conferenza stampa del governatore Luca Zaia alle 12:30 dall'unità di crisi di Marghera. Si parlerà come sempre dell'evoluzione dei contagi Covid. Ricordiamo che negli ultimi giorni i contagi sono diminuiti, la curva è in flessione, ma come dice il Presidente bisogna davvero mantenere alta la guardia perché il cambio potrebbe essere repentino. Dunque sempre mascherine sul viso e la distanza di sicurezza. Queste sono le cose da tenere presente immediatamente. E un'altra cosa, si parlerà di vaccini perché come sapete purtroppo la Pfizer ha dimezzato le dosi di vaccino per il Veneto e adesso ci troviamo in estrema difficoltà. Luca Zaia ieri ha addirittura invitato Pfizer a venire a produrre nel Veneto. Sentiamo oggi che cosa accadrà nella conferenza stampa. Non solo, in primo piano oggi la crisi di governo. Ieri al Senato con 56 voti è passata la fiducia, ma si tratta di una maggioranza relativa non assoluta. Una delle pagine più buie della politica italiana, quella della crisi di governo e del voto di fiducia, con la caccia ai cosiddetti responsabili e lo scontro senza esclusioni di colpi bassi tra maggioranza e opposizione. Un pessimo esempio soprattutto per i giovani, dice in questo commento il nostro direttore Luigi Baccialli. Sentiamolo. Cari ragazzi del 99, del 1999, non del 1899, quelli erano i ragazzi che andarono in guerra, la prima guerra mondiale, che combatterono e morirono sui campi di battaglia. Parlo ai ragazzi del 1999, quindi ai ventenni di oggi, a tutti i ventenni che stanno combattendo la loro guerra, una guerra diversa, con un nemico invisibile, però subdolo, terribile e micidiale, e i ventenni oggi sono sepolti vivi, sono murati in casa per colpa di questo Covid. Probabilmente attraverso le vostre tecnologie avrete assistito ieri a uno spettacolo indecente, quello della politica italiana. Un campionario nell'aula del Senato, in particolare dei peggiori difetti, dei peggiori vizi dell'uomo, no? Non mancava nulla: l'invidia, la gelosia, la rabbia, la protervia, l'arroganza, il tradimento, la slealtà, la scorrettezza, l'ingordigia, la sete di potere. Ecco, io vorrei dirvi che questa non è la realtà. La vita è altra cosa, i valori sono altri, i valori sono quelli che voi incarnate, che voi probabilmente potete comunque manifestate, che sono quelli appunto di chi fa il proprio dovere, di chi soffre dignitosamente, di chi non vuole fare sgambetti, non vuole fare scorciatoie, non vuole sopraffare gli altri, non vuole prevaricare. Tutto questo la politica non lo fa, e davvero non seguite mai questo esempio. Questi politici, questi parlamentari sono colpevoli di avere dato un esempio spaventoso, perché alla vostra età si può pensare che la vita sia quella, che il modo di vivere sia quello, no? Di annientare il proprio avversario, non avere nessun rispetto per i rivali, andare avanti comunque sempre per il proprio interesse, no? Quando parlano l'interesse dell'Italia, facciamo l'interesse, pensiamo al bene comune, no? Loro pensano alle loro poltrone, alle loro rendite di posizione, ai loro privilegi e non vogliono rinunciarci. Non prendete esempio da queste persone pessime, squallide, da questi trasformisti, dai cosiddetti costruttori volenterosi, come diavoli li hanno chiamati, per nascondere poi in realtà quello che sono veramente dei voltagabbana, dei
dei camaleonti che sono sempre pronti a saltare sul carro del vincitore. Questa non è la realtà e voi dovete vivere invece secondo quanto vi dicono le vostre famiglie, i vostri genitori e chi cerca in qualche modo di dare un esempio migliore. Tenete sempre presente una poesia di Kipling che si chiama Sé ed è proprio un'esaltazione dell'autostima, cioè il cercare le forze in se stessi, cercare di non ricorrere ad altri per andare avanti, no? Perché vi troverete da soli nella vita in tante occasioni e dovrete fare di tutto per superare i problemi in maniera così civile, non raccapricciante, rivoltante come quella che hanno dimostrato di seguire ieri i parlamentari italiani. Seguite una poesia di Kipling se volete, si chiama Se, la conoscete di sicuro, e quando saprete, dice Kipling, confrontarvi tra trionfo e rovina, tra successi e insuccessi, allora sarete uomini. Ecco, seguite quello, non seguite i politici, anzi statevene alla larga. E chi vi dice soltanto gli imbecilli non cambiano idea, sappiate che bisogna capire, dipende da perché si cambia idea. Se si cambia per un'intima, profonda convinzione, idea, allora fate bene a cambiarla, ma se la si cambia per interesse, per opportunismo, allora quelli che la cambiano sono dei cialtroni oltre che degli imbecilli e sono persone che non meritano di ricoprire incarichi preminenti nelle istituzioni. Buona fortuna. Grazie davvero al direttore Luigi Bacialli, ma in questa diretta non parleremo solo di governo e di Covid, ma parleremo anche di un fenomeno che è difficile da arginare, che è l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, e lo facciamo insieme agli ospiti che ho qui con me. Sono senza mascherina perché siamo distanziati e sono il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, buongiorno. Buongiorno, grazie. E il direttore del SERDEM Marcello Mazzo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, prima di iniziare vi farei vedere il servizio relativo a un sequestro di droga dei Carabinieri di Montebelluna. Giovane lo spacciatore, giovani i clienti. Il blitz dei Carabinieri è scattato sabato sera, 4 gli appartamenti perquisiti tutti nel Montebellunese. In uno di questi sono stati trovati alcuni ragazzi che, in barba alle disposizioni anti-Covid, avevano organizzato un festino a base di droghe ed alcol. Non era questa la prima volta, i Carabinieri li stavano tenendo sott'occhio. Tutti, fra l'altro, sono stati sanzionati per aver violato il DPCM. Un'indagine accurata, quella dei militari dell'Arma, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti fra giovanissimi. Il monitoraggio di alcuni di essi ha portato all'arresto di un giovane 22enne del posto, questo pusher, che riusciva tramite i social network ad agganciare i propri clienti e ad avviare, a portare avanti questa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo spacciatore, anche lui giovanissimo, 22enne del posto, conosciuto alle forze dell'ordine per reati sempre legati allo spaccio, sono scattate le manette. Denunciati a piede libero 2 coetanei, amici stretti dell'arrestato, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish, un quarto segnalato alla prefettura quale assuntore. I contatti fra pusher e clienti avvenivano tramite social. Lo spacciatore agganciava i clienti tramite social network, contattava giovanissimi alla cifra di circa 10 euro al grammo. Parliamo di sostanze stupefacenti di tipologia marijuana e hashish, quindi sfruttando anche questo prezzo abbastanza favorevole agganciava i giovani clienti per poi portare avanti questa attività. A casa del 22enne, nascosta all'interno di uno zainetto, sono stati trovati e sequestrati 650 grammi di marijuana, 220 di hashish e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Una guerra, quella dello spaccio, che sempre più coinvolge i giovanissimi e che i Carabinieri combattono ormai quotidianamente. Dunque, tenente colonnello, una guerra, lo abbiamo detto, difficile arginare questo fenomeno. Com'è cambiato in tempo Covid lo spaccio? Ma in attesa di avere dati definitivi su quest'ultimo anno, appunto, dove abbiamo avuto questa epidemia, diciamo che le operazioni che hanno visto coinvolti i comandi
i nostri comandi, i comandi del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso sono continuate e hanno avuto sicuramente ancora una volta come comune denominatore, soprattutto per quanto attiene a queste operazioni, a questi sequestri di hashish e marijuana, hanno visto come protagonisti purtroppo giovani e giovanissimi, sia come spacciatori sia come assuntori, e quindi è chiaro che la nostra attenzione è ancora maggiore, la nostra preoccupazione è ancora maggiore nel cercare ovviamente di affrontare questo fenomeno. Ecco, fra l'altro parliamo di giovani, giovanissimi, di che età? Perché abbiamo sentito anche 14enni che fanno uso di sostanze stupefacenti. Sì, assolutamente sì, vengono avvicinati ovviamente da ragazzi magari più anziani, e all'inizio, diciamo, il contatto può avvenire quasi appunto come una sorta di offerta, di regalo. È bene precisare che la nostra disciplina giuridica punisce anche la semplice cessione a titolo gratuito di stupefacente, e da qui si può innestare tutto un circolo vizioso che può portare ovviamente anche ragazzi veramente giovanissimi ad essere assuntori, ma a loro volta anche così ad offrire queste dosi di stupefacente a coetanei, e quindi innescare veramente un circolo vizioso che fortunatamente, grazie a operazioni svolte, stiamo cercando di contrastare veramente con cadenza quasi quotidiana. Dottor Mazzo, difficile per voi ovviamente in questo periodo lunghissimo, perché si parla ormai di un anno di Covid, riuscire a organizzarvi per aiutare questi ragazzi? Sì, difficile in questo periodo, difficile normalmente. La normale difficoltà dell'affrontare è una situazione che è impegnativa da tanti punti di vista. Insomma, il consumo di sostanze che coinvolge soprattutto i più giovani ci sta mettendo a dura prova. Ormai sono diversi decenni, direi, che il fenomeno del consumo, ecco, io terrei distinta la questione della tossicodipendenza dal consumo, perché sono due momenti che secondo me vanno tenuti distinti. Può spiegarli, perché magari le persone... insomma, il dipendente è quella persona che vive quella drammatica situazione, sottolineo drammatica situazione, che ha bisogno della sostanza perché altrimenti ha tutta una serie di sintomi, ha tutta una serie di situazioni che gli procurano un forte dolore, oltre ad avere un forte desiderio nell'assumere la sostanza, e quindi perde quella libertà di poter scegliere se fare o non fare un determinato comportamento. Il consumatore è quella persona che consuma abitualmente o meno abitualmente, regolarmente o meno regolarmente, in compagnia o da solo, certo, consuma sostanze. Sono due momenti differenti dal punto di vista anche della clinica e del modo in cui insomma, dobbiamo trattarli e affrontarli. Sono due momenti che in qualche volta sono in continuum, non è detto che tutti i consumatori diventeranno certo, poi dipendenti, e non è detto che tutti i consumatori continueranno ad essere consumatori. Molti sono consumatori per periodi più o meno lunghi, alcuni abbandonano e la storia insomma continua. Certo. Quello bisogna che però sottolineare, mi scusi, che purtroppo la strada poi è breve, quindi chi usa le sostanze deve comunque stare attento. Io credo che questo sia un messaggio che va detto in maniera inequivocabile, deve essere chiari qua, perché altrimenti si rischia di fare della confusione e di fare del male soprattutto a chi non merita di subirlo. Allora, ci sono delle sostanze che inducono la dipendenza, cioè quella situazione in cui si perde la libertà, in tempi rapidissimi, che vuol dire qualche mese. Ci sono delle sostanze invece che questa dipendenza, insomma, per diventare dipendenti bisogna usarle per periodi più lunghi, ma non va sottolineato che la dipendenza è lo stadio l'ultimo. Ma ci sono tutta una serie di pericoli, che sono pericoli reali, concreti, sui quali ci misuriamo ogni giorno, che sono legati anche al consumo. Cioè non è necessario diventare tossicodipendenti per avere gli effetti negativi dell'uso di sostanze, perché anche il solo consumo può essere drammaticamente pericoloso. E questo è un messaggio che deve passare in maniera certo, lineare, chiara. Cioè la gente deve sapere, deve capire che il pericolo può essere legato anche all'uso una sola volta di una sostanza. Prendere una pastiglia di cui non si sa la provenienza, non si sa come agisce, non si sa da dove arriva, non si sa chi te la dà, non si sa cosa fa, può essere letale. L'abbiamo visto purtroppo. Abbiamo visto dei ragazzi giovani
che hanno avuto danni irreparabili usando 1-2 pastiglie. Quindi insomma, queste cose qua secondo me vanno dette, vanno urlate con forza, perché è questa una questione importante che va a minare la salute delle generazioni che verranno. Poi le chiederò anche se ha qualche numero per quanto riguarda le persone che seguite. Io prima volevo dire, lei stava dicendo prima che i ragazzi vengono, anzi gli spacciatori agganciano ragazzi anche giovanissimi, dove solitamente? Anche nelle scuole, perché abbiamo visto che insomma tanti controlli fate proprio nelle scuole. Può avvenire che questo contatto avvenga all'esterno, magari in prossimità degli istituti scolastici, così come magari in luoghi ricreativi, quali possono essere parchi pubblici. I luoghi possono essere i più disparati. È chiaro che ci focalizziamo con un'attività non solo repressiva ma anche preventiva in questi luoghi, per cercare ovviamente di interrompere questa attività illecita. Ecco, poi parleremo anche proprio delle azioni che fate proprio per aiutare, per sostenere, aiutare anche le famiglie. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, stiamo parlando dell'uso delle sostanze stupefacenti con i miei due ospiti. Io volevo domandare adesso al colonnello, si parlava di repressione ma anche di prevenzione, in che senso? Sicuramente l'azione repressiva fa parte di quella che è l'azione quotidiana che svolgiamo, ne siamo incaricati, è ovviamente la nostra attività. Però altrettanto importante per noi è appunto il lato della prevenzione. In questo è fondamentale, secondo noi, riuscire a fare rete, quindi con le altre istituzioni, quindi le agenzie educative, la scuola, la famiglia, gli enti, l'autorità sanitaria, in modo da poter appunto prevenire questa problematica. È per questo che insomma ormai da anni è nata una collaborazione. I carabinieri entrano nelle aule scolastiche, ma entrano proprio per dare un messaggio improntato alla promozione di una cultura della legalità, che faccia capire ai giovani e giovanissimi quali sono i rischi, e li ha spiegati prima di me molto bene il direttore, legati al consumo, all'assunzione di stupefacenti, oltre a quelli innegabili legati a chi si dedica poi a un'attività illecita di spaccio, che può veramente portare poi a conseguenze assolutamente negative per il proseguo della propria esistenza, della propria vita. Una rete che è fondamentale, direttore. Sì, ecco, io ringrazio anche il colonnello per l'assist che in qualche modo mi ha fatto. Credo che sia un po' il momento di svolta questo, no? Rispetto alla necessità ormai sentita in maniera omogenea di creare questa importante rete, cioè di creare tutta una serie di legami che prendono in considerazione le istituzioni, ma io metterei anche il volontariato, metterei le associazioni, Guardi, io le dico un'esperienza che ho verificato in queste poche settimane, in questi mesi di lavoro nella realtà di Treviso. Ho visto che c'è una rete di volontariato, una rete di associazioni, una rete di interesse. Sono venuto a contatto con delle parrocchie, con un gruppo di giovani che lavorano con altri giovani. Insomma, la via è quella lì, sia per quanto riguarda la prevenzione, e sposo. Non posso far altro che sposare quello che ha appena detto il colonnello, quindi la cultura della legalità, sulla quale non possiamo andare in deroga, non dobbiamo andare in deroga, ma io credo che anche sulla via dei percorsi di cura, di riabilitazione, di rivalutazione, è indispensabile che si crei questa situazione di forte collaborazione, di forte legame con la società, col terreno in cui una persona vive. Se noi pensiamo che la dipendenza e il consumo di sostanze siano qualcosa che va analizzato dentro o sotto il microscopio, adesso è molto di moda, no? Certo. Tutta la ricerca avanzata, non arriviamo a capo di niente. Certo. Non è una questione che riguarda soltanto gli effetti della pastiglia, gli effetti della droga, gli effetti non è questo, è tutto quello che ci sta attorno, tutte quelle relazioni che sono causa ed effetto. Causa della perdita di controllo, certo, ed effetto della perdita di controllo. Quindi insomma estremamente complicato, molto interessante, molto bello, e credo che il valore sia proprio
quello di poter incominciare a lavorare sempre di più assieme ad altri. Uno da solo arriva fin lì, ma insomma è troppo poco. A livello di numeri. Lo so che lei vuole i numeri. Nella provincia di Treviso. Allora guardi, io le posso dare i numeri, glieli do volentieri, anche perché era un po' il compito che mi ero prefisso rispetto a quelli che sono i nostri utenti. Certo, ovvio. E glieli do. Noi seguiamo circa, adesso andiamo un po' a spanne, 4.000 persone, 2.500 nell'ambito del Dipartimento delle Dipendenze, quindi i 3 distretti dell'azienda ULSS, la provincia di Treviso. Sono 4.000, 2.500 più o meno, poi più, un po' di più, sono tossicodipendenti, cioè persone che hanno problemi di dipendenza da sostanze illegali. Poi abbiamo circa 1.500 distribuiti diversamente nelle varie aree che hanno problemi invece con le sostanze legali, con l'alcol. Sono persone che hanno problemi di alcol, che non sono solo alcolisti, sono persone che hanno, ripeto, problemi con il consumo di alcol. Poi c'è tutto quel mondo estremamente interessante ed estremamente da esplorare che riguarda le nuove dipendenze senza sostanza. La cosa che maggiormente è, insomma, alla ribalta è il gioco d'azzardo patologico, ma sempre più ci sono dei comportamenti che sulle quali le persone perdono il controllo e che diventano vere e proprie dipendenze, la dipendenza dal cibo, la dipendenza da internet, la dipendenza da social, la dipendenza da acquisti, la dipendenza da molte cose che hanno poi alla base dei meccanismi neurobiologici che sono molto simili, se non uguali, alla vera e propria dipendenza da sostanze. Quindi ecco, i numeri sono questi. Poi devo dirle che se noi vogliamo però fare un ragionamento, e lo vogliamo fare serio, sul consumo e sulla dipendenza, i numeri che può dare il direttore del SERD sono una parte e non il tutto, perché il fenomeno è molto più ampio e credo sarebbe interessante incominciare a valutare proprio anche numericamente quelli che sono realmente i consumi nella nostra realtà. E quindi il bisogno di cogliere anche degli aspetti che solo attraverso quella rete che ci permette di entrare in contatto con tanti mondi, col mondo dei giovani, col mondo degli adulti, col mondo della cooperazione, questo ci permetterebbe di dare un quadro, di dipingere un quadro molto più nitido. Colonnello, io volevo chiedere anche una cosa, molte volte le famiglie ci chiamano e dicono ma non siamo riusciti a capire in tempo quando nostro figlio ha iniziato a usare sostanze. Se lei dovesse dare un consiglio a queste famiglie? E soprattutto a chi rivolgersi? Sì, ci sono degli effetti sicuramente da un punto di vista proprio fisico, ma anche comportamentale, che queste sostanze stupefacenti inducono subito nell'assuntore. Quindi alcune spie si possono leggere. Quindi voglio dire, se c'è questo sospetto, il consiglio è quello di cercare quanto più possibile un dialogo col proprio ragazzo e cominciare, diciamo, a fare un po' delle domande più approfondite su quelle che possono essere i motivi per magari spiegare un improvviso calo nel rendimento scolastico, piuttosto che appunto comportamenti, modi di essere diversi da quelli che sono il solito. Poi posso dire, ecco, abbiamo le nostre stazioni carabinieri, i nostri comandanti di stazione, ecco, sono sempre un punto di riferimento, un sensore sul territorio, e quindi anche magari una chiacchierata con qualche nostro operatore può servire se si ha così sentore che appunto il proprio ragazzo possa magari frequentare compagnia o comunque si ha il dubbio che possa assumere sostanze illecite. Ecco, qualche puntata fa qui in diretta abbiamo avuto Due Mamme Coraggio, due persone che hanno avuto i figli, tutti e due tossicodipendenti, e ci hanno detto non siamo riusciti ad aiutarli fino a quando non sono stati loro stessi a chiedere aiuto. Quindi bisogna attendere oppure bisogna iniziare subito a fare qualcosa? Ma diciamo che ci vuole pazienza, ci vuole fermezza, ci vuole capacità di ascolto e soprattutto bisogna, secondo me, anche superare magari quel sentimento anche di
magari di vergogna, no? Che può subentrare di fronte al fatto di poter accettare che un proprio figlio è venuto a contatto con delle sostanze. E in questo, mi ripeto, ma possono essere utili anche gli altri genitori, la scuola, e quindi la necessità, ecco, di non chiudersi come nucleo familiare, ma viceversa aprirsi, cercando il più possibile ovviamente di dialogare all'esterno. È chiaro che quando poi la problematica si fa più importante, allora è chiaro che occorre poi rivolgersi diciamo così, a professionisti, quindi lo psicologo o il medico, che possa ovviamente dare un proprio contributo, insomma. Io girerei questa domanda anche a lei, perché è la cosa che più le famiglie chiedono. Che cosa devono fare nel momento stesso in cui si accorgono o non si accorgono che hanno il sospetto che il proprio figlio usa sostanze? L'occasione per me è ghiotta per dichiarare anche quella che è un po' l'ambizione mia, ma dei colleghi con i quali condivido la fatica del quotidiano, cioè di far sì che i nostri servizi siano sempre più servizi per i cittadini, per le famiglie, per le persone. Cioè, l'idea che al SERD si arriva quando proprio si è quasi a fine corsa è un'idea che forse ha caratterizzato, non so, la cultura degli anni 80, 90, che dobbiamo assolutamente cambiare. Io credo che nei nostri servizi ci sono tutte quelle professionalità che possono fare quel lavoro di accompagnamento. Poi sulla motivazione, ecco, io vorrei poi veramente spendere una parola, perché è vero che fin tanto che non si è motivati è difficile cambiare atteggiamento, comportamento, ma ci sono dei servizi, ci sono delle persone che aiutano a motivare, e quindi questo può essere. E da ultimo mi permetterei anche di sottolineare che lo sforzo mio, ma soprattutto delle persone che, ripeto, condividono con me la fatica del quotidiano, del lavoro quotidiano, l'attenzione per le famiglie è sempre maggiore, per cui la possibilità anche di attività di consulenza, di un'attività di proprio confronto con le famiglie senza i figli o con i figli, noi la offriamo, e su questo versante ci stiamo impegnando e stiamo lavorando in maniera particolare, anche grazie a una serie di finanziamenti che ad hoc stanno arrivando ai nostri servizi, proprio nell'ottica di dare aiuto soprattutto ai giovani consumatori e alle loro famiglie. Le metterei assieme. Noi parliamo di marijuana, hashish, ma ci sono anche droghe, tra parentesi droga, nell'ultimo sequestro avevamo visto, insomma, droga di buona qualità, se possiamo definirla così, ma ci sono anche altre sostanze come la cocaina e come l'eroina, e ci diceva insomma, prima era il fatto che la cocaina non viene più iniettata, ma si può, se non sbaglio, anche assumere in un altro... In generale diciamo che quello che stiamo osservando è la presenza di un principio attivo, insomma, molto alto anche nelle droghe, insomma, marijuana e hashish. E questa è un po' la legge del mercato, no? La legge della domanda e dell'offerta, quindi offrire ovviamente sostanze sempre più appetibili. È chiaro che poi anche i costi variano di queste sostanze, ma ad esempio... Scusi, dobbiamo purtroppo finire, perché vedo già dall'unità di crisi, intanto ringrazio e cedo purtroppo la linea al governatore Zaia. Qui oggi per le videoconferenze. Allora, partirei dai tamponi. Alla mia destra ci sono i tamponi molecolari, 3.615.256, e alla mia sinistra i tamponi rapidi, 2.339.061. Allora, ieri abbiamo fatto, nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 17.122 molecolari, 122, più 27.192 rapidi, totale 44.314. Cosa hanno prodotto? Hanno prodotto 1.359 positivi, hanno trovato, con questa incidenza 3%. Non si salva molecolare rapido.
No, lo potremo anche sapere, bisogna farci dare il dato. No, abbiamo chiesto, lo devono estrapolare. Lo devono estrapolare perché probabilmente è un dato. Da venerdì sarà formalizzato anche a livello centrale, nel senso che Quindi sarà nelle tabelle nazionali. la nazionale c'è tutto che farà adeguare i sistemi informatici. Il numero positivi sono 301.486. Sì, considerate però che, tanto per dare una dimensione del dato salutiamo anche il dottor Flor, del dato rapidi molecolare, avendo oggi con la nuova circolare non più la necessità di confermare la positività con il molecolare, abbiamo di fatto ormai si va nella direzione che penso che sia quasi equamente distribuita la percentuale, no? Dei positivi, nel senso che l'incidenza più o meno è costante. Invece prima ovviamente il molecolare caricava tantissimo perché aveva di ritorno i positivi dei rapidi. Sto discorso qua è complicatissimo, ma per voi è normale perché lo conoscete, mi rendo conto anche magari qualcuno dice di cosa stanno parlando. 57.469 sono i positivi di oggi. Come vedete continua a scendere fortemente questo dato, perché caricando meno positivi e avendo più negativizzazioni il dato scende sempre di più. Pensate che penso una settimana fa eravamo quasi a 90.000. Allora, i ricoveri, abbiamo in questo momento 2.898 ricoverati. Vedete il dato scende, quindi siamo verosimilmente a 612 persone in meno, abbiamo più di 600 persone dimesse dagli ospedali. Ovviamente è un dare e avere perché poi abbiamo anche i carichi, non è che non ricoveriamo più. Queste 2.898 sono così distribuite, 2.560 sono in area non critica e sono meno 43 nelle ultime 24 ore e 3,38 nel terapie intensive meno 1. Ovviamente ripeto che 3,38 sono anche comprensivi dei negativizzati. Nel bollettino troveremo probabilmente 3,10, 3,12, una roba del genere. I morti nelle ultime 24 ore, purtroppo 69 persone hanno perso la vita e siamo a 8.256. I dimessi sono 13.183. Più un centinaio nelle ultime 24 ore. Allora, intanto siamo mercoledì, quindi siamo nella giornata clou delle valutazioni, perché vi ricordo che venerdì avremo la nuova classificazione. Quindi vi dico che non so quale sarà la classificazione, di certo noi i dati, bello o brutto a dirlo, ce li abbiamo buoni, nel senso che al di là dell'ospedalizzazione che sta comunque scendendo in maniera importante, abbiamo comunque dei dati di RConT e gli altri parametri che comunque saranno presi in considerazione. Vedremo se da venerdì avremo zona arancione ancora o zona gialla, di certo non zona rossa. Io ho solo una preoccupazione che ve la rinnovo ogni volta e vi prego per vostro tramite di rinnovarla ai cittadini, che non ci sia qualcuno che possa pensare che sia finita, perché purtroppo non lo è finita. Quando tu hai 2.600 persone in ospedale non puoi pensare che il virus non c'è più, e quando comunque trovi ancora il 3% dei tamponati con il virus. Faccio sempre l'esempio della Lombardia per dare una dimensione. La Lombardia quando noi crescevamo scendeva, la Lombardia quando noi crescevamo aveva già fatto 3 settimane di rosso e 3 di arancione, e la Lombardia oggi in zona rossa e non è per demerito, è perché il virus funziona così. Quindi noi dobbiamo fare questo sacrificio di controllare e di evitare le infezioni, e lo possiamo fare solo portando la mascherina e evitare ogni forma di assembramento, anche magari quelli più normali per noi, no? Adesso siamo usciti dal periodo delle feste e questo un po' ci agevola, diciamolo fino in fondo, però capite che se torna il sistema
dello struscio nelle piazze e nei corsi cittadini con la riapertura ad esempio in zona gialla, dove non c'è più il blocco dei confini comunali, capite che creiamo un elemento di diffusione del virus che potrebbe diventare un moltiplicatore. Questa è l'unica preoccupazione. Altra forma di assembramento è la scuola. Io ho il massimo rispetto per il giudice amministrativo. Dopo parlerà il dottor Flor, vi dà uno spaccato sanitario e dirà appunto il suo parere. Però io non posso non ricordare che noi abbiamo avuto un incremento, l'innalzamento della curva in correlazione con l'apertura delle scuole, e a livello internazionale accade questo. Siamo fortemente preoccupati del fatto che si veda, che si voglia far passare l'idea che una forma di aggregazione come quella della scuola non sia un problema, perché vuol dire rinnegare tutte le conoscenze che abbiamo in medicina, in materia di virus e altro. I ragazzi non hanno nessuna colpa, i ragazzi hanno diritto di andare a una scuola in presenza, però lo devono fare in sicurezza. Oggi, a nostro avviso, la sicurezza non è totale, ma non lo è neanche per il governo, che ha fatto un DPCM prevedendo non il 100% in presenza, ma quota parte a scuola. Vuol dire che comunque riconosce il problema. Spero che il giudice amministrativo valuti fino in fondo le relazioni che i nostri tecnici, non Luca Zaia, ma i nostri tecnici hanno voluto far avere. Perché guardate, che passi l'idea che la scuola è stata chiusa per vezzo o per battaglia politica è squallido. È squallido anche da chi lo va a sostenere, magari anche in maniera formale. La scuola, noi abbiamo procrastinato l'apertura il 1° di febbraio perché queste sono indicazioni che sono state date. E sarà una casualità, però noi comunque oggi stiamo scendendo, e qualora si riaprisse fra 2 giorni o si riaprisse dal 1° di febbraio, dovremmo comunque monitorare quello che accadrà all'interno delle scuole. Perché quando tu hai 4.448 casi già censiti di focolai scolastici, forse qualcuno deve chiedersi il perché. Non hanno colpe particolari, come vi ho detto, è semplicemente un'aggregazione di una ventina di persone che sta in una stanza chiusa da sola per ore, e poi magari trova altri consessi di aggregazione che sono quelli che so del piazzale delle Corriere o la stazione ferroviaria, e inevitabilmente comunque il contagio, se c'è, corre, punto. Ieri sera abbiamo avuto un incontro con il governo alle 8, c'era il ministro Boccia, il ministro Speranza e il dottor Arcuri. Si è parlato di vaccini, solo di vaccini, c'è stato un impegno di fare una riunione, penso la faranno oggi, per parlare di scuole. Certo che sui vaccini la situazione è una situazione che è piena di punti di domanda, no? Io vi ripeto che se c'è da tutelare la posizione nazionale e veneta, non si può prescindere da sapere qual è il contratto, perché ieri sera ci è stato spiegato che il contratto l'ha fatto la Commissione europea e noi abbiamo fatto delle lettere di ordinativi, ma vorremmo capire perché è inutile che facciamo battaglie contro i mulini a vento, perché se nel contratto c'è scritto che il plafond di fornitura, lo dico ma non ho mai letto io il contratto, nessuno l'ha letto, se il plafond di fornitura a carico dell'azienda è trimestrale e non c'è un impegno formale a livello settimanale, dobbiamo far veramente dire, cioè fare i complimenti all'azienda, perché l'azienda non ha commesso nessuna irregolarità. Se invece l'impegno formale contrattuale è di una fornitura cadenzata e quantificata a livello settimanale, allora lo scenario cambia. È difficile capirlo, e io ho fatto una verifica, è vero che anche in altri paesi europei si è tagliato, addirittura sembra, dalle informazioni che ho assunto, che in Germania si sia tagliato di più. Uso sembra perché poi, ragazzi, idem in Francia, e quindi c'è stata questa decurtazione. Dopodiché qualche dubbio mi viene anche su qualche altro fronte. Non vorrei che l'azienda avesse fatto il conto sulle 5 dosi e non sulle 6 dosi, perché visto che noi siamo bravi, facciamo le 6 dosi, allora dicono bene, ma siccome noi vi garantavamo tot dosi con quelle flaconi,
allora riduciamo il numero di flaconi, potrebbe essere anche questa una soluzione, no? Perché se ci pensate la sesta dose rappresenta il 20% in più di vaccini. Allora, non vorrei mai che qualcuno avesse detto io ti garantisco tot dosi dando per scontato che ne fai 5 per flacone, ma siccome ne fai 6 per flacone ti riduco i flaconi. Quindi è abbastanza aperta, la verità è che noi dobbiamo essere assolutamente messi nelle condizioni di vaccinare. Io ho ribadito ieri sera la necessità, quantomeno, che il taglio del 29% sia orizzontale. Cioè, se abbiamo avuto un taglio del 29% della fornitura, non può essere che il Veneto dà un contributo del 53% del taglio e altre regioni zero. Si prendono tutte le realtà, siccome noi abbiamo una ripartizione che è millimetrica, tagli il 29% a tutti. Questo è perequativo, è mutualistico e anche dà un senso di responsabilità. Come siamo messi? Poi ve lo dirà il dottor Flor, noi siamo solo a richiami per ora. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale del Veneto di fatto si arresta sulle prime dosi. Sì, si farà una Moderna, perché comunque Moderna ha un percorso suo, no? I 7.800 della scorsa settimana, i 7.800 di questa, e fra 3 settimane avremo il richiamo. E quindi noi adesso avremo, quantomeno dalle informazioni che ci sono state date, un paio di settimane, quindi questa che stiamo già vivendo, no? E la prossima dopo dovremo tornare a regime, come si dice. Queste sono le informazioni che ci sono state date. Certo è che noi dobbiamo far veloce con i vaccini. Io spero che EMA dia il via libera ad AstraZeneca. Non ho nessun elemento scientifico per dire che AstraZeneca si merita il via libera, ma spero che se ci sono elementi per dare il via libera si possa avere un terzo vaccino oggi sul mercato, perché capite che oggi gli interlocutori sono pochi. Considerate che AstraZeneca si impegna a dare 8 milioni di dosi in un trimestre, il che vuol dire che si comincia a vaccinare forte. Sì. Considerate che adesso ne abbiamo 470.000 a settimana con tutte le difficoltà, cioè con altri 8 milioni di dosi si viaggia molto più veloce. Considerate che poi questo è un vaccino che ci permette di coinvolgere appieno i medici di base, ad esempio le farmacie, perché è un vaccino che non ha i problemi di refrigerazione, di contenimento, di gestione, di logistica che hanno gli altri due vaccini, che sono comunque due vaccini complicati. Io non ho altro da aggiungervi. Questa è la direzione, nel senso che si va avanti verso questa direzione. Considerate che per noi la battaglia è finita quando avremo l'ultimo paziente dimesso. Prima per noi la battaglia non è finita. Ai cittadini chiedo assoluto senso di responsabilità. Abbiamo capito che questo virus si diffonde se noi siamo irresponsabili. Si finisca di pensare che sia solo un problema della sanità pubblica, è un problema personale di ognuno di noi. Se non ci metti un po' di impegno ti infetti, punto. Se avete domande poi passo la parola al dottor Flor. Esatto, buone. Maggiori, vai. Sì, buongiorno Presidente. Allora, per quanto riguarda anzitutto la scuola e la sentenza del TAR che è attesa, sì. Siccome il ricorso, come lei sa, riflette identici ricorsi che sono stati presentati in Lombardia, Emilia e Friuli e che sono stati accolti, c'è quindi la possibilità che venga accolto anche questo. La possibilità naturalmente, non lo sappiamo. Da parte sua accennava che in ogni caso la Regione dovrà monitorare certo. la scuola. Ecco, che cosa significa questo? Intanto buongiorno. Significa che noi abbiamo l'obbligo, siccome c'è un piano di sanità pubblica sulla scuola, dal giorno in cui si riaprirà daremo lo spaccato di quello che accade nelle scuole superiori. Faremo un focus sulle scuole superiori, perché è giusto che tutto rimanga agli atti. Se è vero che i ricorsi sono fotocopia, io mi rifiuto di pensare che le sentenze siano fotocopia. Ho il massimo rispetto e stima per i giudici amministrativi del Veneto. So che stanno approfondendo la questione, e questo dà merito ai giudici, dopodiché decideranno
si consideri che l'aspetto di sanità pubblica è un aspetto importante. E poi vorrei anche dire una cosa che continuo a dire, che il CTS ha fatto un parere su richiesta del Ministro, ma non abbiamo capito il Ministro che uso vuole fare di questo parere. Perché vorrei ricordare al giudice amministrativo che questo parere non c'è stato minimamente formalizzato. Perché noi abbiamo letto dalle agenzie di stampa che c'è un parere. Io l'ho richiesto perché per curiosità ho voluto vedere il parere, ma il CTS non ha come interlocutore la Regione, non è tenuto a dare il parere alla Regione, perché non è il CTS regionale. Per cui sarebbe anche utile capire il Ministro cosa ne vuole fare, visto che ha aperto questa nuova strada con questo parere. Che poi un parere, guardate, l'avete letto, no? Dice alla fine, poi ogni regione fa quello che deve fare, non è che il parere dica che bisogna aprire le scuole, fa un cappello per tutti, poi dice ogni regione ha una situazione epidemiologica a sé. A quel punto non serviva a scomodare i scienziati, chiunque poteva farlo così. Per quanto riguarda i vaccini invece, lei ieri ha proposto ai ministri e ai colleghi, immagino, questa ridistribuzione mutualistica dei vaccini. Qual è stata la reazione degli altri presidenti? Perché pare di capire che non tutti siano entusiasti. Ma intanto, allora, io non l'ho proposta ieri, ve l'avevo proposta i giorni precedenti. Ieri il dottor Arcuri l'ha portata proprio già diciamo con una tabella di ripartizione della prossima settimana. Guarda, sinceramente non ho sentito interventi contro, e penso che giustamente si debba dare anche per scontato, cioè se c'è un taglio, il taglio deve essere uguale per tutti, non è che non ci sia una regione da pagare di più. Non stiamo parlando di andare a togliere vaccini ad altri per darli a qualcun altro, stiamo parlando di portare a casa ognuno la propria quantità di vaccini. Può dirci qualcosa di più su questa tabella di ripartizione, ovvero? Ma no, è matematica. Vale il principio che ciascuna regione subisce un taglio del 29%. Punto. Quindi in più o in meno si riequilibra la prossima settimana, questo è il principio. Siccome questa settimana ha già bruciato, no? Cioè ha già consegnato, senza andare in giro a prendersi i vaccini da uno o dall'altro, quelli che arrivano la prossima settimana si prende la tabella e dice il Veneto ha avuto meno 53. Ma siccome doveva avere meno 29, sono circa 20.000 dosi in più, prendiamo dalla fornitura della prossima settimana 20.000 dosi e saranno in più per il Veneto, perché la scorsa settimana gliele hanno tolte improvvidamente. Il principio è chiarissimo. Sì. Dal punto di vista pratico, siccome risulta che le forniture arrivino direttamente ai centri vaccinali. Ma c'è il commissario che prevede una redistribuzione, penso che riesca a governarla direttamente con Pfizer questa. Penso che Pfizer abbia anche riconosciuto l'errore nella distribuzione arbitraria che è stata fatta, perché comunque è lampante, prendete Trento, meno 60, è il doppio del taglio rispetto a uno che ha il 29, ma il 60% di taglio rispetto a uno che ha 0. Quindi ci sono fondate speranze che la prossima settimana... Sul riequilibrio assolutamente sì. Voglio vedere chi ha il coraggio di dire che non sia un principio da adottare. Guardate che non toglie niente a nessuno, dà semplicemente quello che è dovuto a chi non ha avuto il taglio. Se il riequilibrio andrà in porto, questo per il Veneto si tradurrà in una quantità di dosi, in un parziale recupero delle dosi perdute. Ma ci trasciniamo con molte difficoltà per la seconda dose, ma non possiamo permetterci neanche di distrarci o fare vaccini a qualcuno, nuovi vaccini. Quindi il nostro obiettivo è sperare che dopo finita la seconda settimana arrivino veramente le forniture a regime, se no vuol dire bloccare la campagna vaccinale del tutto. Resterebbe sempre l'interruzione, resterebbe sempre seconda dose, anche con il riequilibrio. Anzi è fondamentale che ci sia l'equilibrio per la seconda dose. 110.000 dosi ci servono. 110.000 dosi sono quelle necessarie per fare la seconda dose. E al momento il Veneto dispone di? Con la fornitura della stessa settimana sono 22.380, 22.230 scusate, più la scorta che avevamo a magazzino, che non so di quanto sia, poi il dottor Fornari ce lo dice,
un'altra 20.000 e più quelle che arrivano, cioè nel senso che noi avevamo un programma rispettoso, prudenziale, perché circa 20.000 dosi, quindi noi avevamo un programma prudenziale perché 20.000 dosi le abbiamo accantonate e ci serve, però non è che potevamo pensare che questi potevano slittare, però pensare che uno ti taglia il 50% della fornitura. Vabbè, comunque questa settimana ne veniamo fuori, la prossima, come diceva Rossello Ara, domani è un altro giorno. Accidenti, Citazione Dotto. Speriamo che non bruci Atlanta nel frattempo, ma insomma, no, senta, l'ultima cosa sul adesso non vorrei che Politically Correct mi abbia fatto fare una citazione che non dovevo fare, perché ormai sto paese non si può più dare la bocca. Chiudiamo un occhio e un orecchio, insomma, ne faremo una più dotta prima della fine. sì. Proprio l'ultimo dettaglio per quanto riguarda i vaccini. Io non ho capito una cosa, un ultimo particolare. La copertura delle persone vaccinate con la prima dose può essere ragionevolmente garantita con il riequilibrio, cioè il riequilibrio è la condizione sine qua non. Beh sì, certo. Sì, senza quello non è possibile. Stiamo andando in difficoltà. Dobbiamo assolutamente avere vaccini. Va bene. La ringrazio. Prego. Allora, io ho Bonet, Vanzan, Marchiodi, Giacomuzzo e quant'altri si aggiungeranno. Allora Presidente, prima cosa, non ho capito di questo riequilibrio di cui sta parlando, riguarda più dosi che vi dovrebbe dare Pfizer o le dosi che vi dovrebbero dare le altre regioni? Non ho capito. La fornitura della prossima settimana di Pfizer verrà per alcune regioni decurtata e per alcune regioni in aumento rispetto a questo taglio che è stato fatto. Questo vi è stato comunicato da Arcuri? Sì, ieri sera. Sì. Questo aveva fatto proprio una proposta, una perché tabella. A noi risultava che Pfizer avesse confermato anche per la prossima settimana una decurtazione. Sì, ma nella fornitura chi ha avuto un taglio superiore al 29% questa settimana recupera dosi. Quindi la prossima settimana il Veneto, che ha avuto il 53%, potrebbe avere un taglio del 20%, e una regione che ha avuto il taglio del 2% potrebbe avere un taglio del 70%. Esatto. Decide sempre Pfizer. No, decide Pfizer, c'è un riequilibrio che è matematico, no? È il principio dei vasi comunicanti. Quindi vuol dire che è Pfizer direttamente che spedisce alle regioni senza... Sì, ma rimodulando le spedizioni e negoziandole con il commissario in virtù dell'errore fatto questa settimana. Quanto è previsto il taglio la prossima settimana? Sono 400, no, 300. Avete, c'è Federico? No. Adesso ve lo dico un attimo. Tu lo sai, quanto è la prossima settimana? L'anno prossimo devono darci il quantitativo fissato e recuperare l'aggregato. Invece ci hanno comunicato che tagliano il quantitativo e non sappiamo se ci ridanno quello che è stato tagliato a taglio, per cui invece di coprire il taglio rimoduliamo con le altre regioni, ma non avremo la piena fornitura che avremmo avuto da fornare. Magari se lo diciamo... Sì, dopo parla il dottor Frocci. Sì, ho capito, considerate che questa è una gestione nazionale, cioè, adesso vediamo se c'è Federico. Vabbè, andiamo avanti, scusate. Ok, seconda domanda, magari un chiarimento per chi ci ascolta, perché continuano a ricevere messaggi di persone che dicono ma si dovrebbe dare la possibilità ai privati di andarselo a comprare in farmacia, la regione compra da sé, magari possiamo chiarire per l'NSO. Cioè, guardate, la regione sta tentando... Nessuno può comprare vaccini al di fuori di questo canale. Esatto, la regione sta tentando in tutte le maniere di capire se ci sono canali alternativi legali per poter approvvigionarsi, però a tutt'oggi... E quindi a maggior ragione i privati non possono acquistare... No. Ok.
Poi un'altra domanda invece sul tema della scuola, e volevo capire questo. Allora, ormai diciamo così, l'ordinanza è quasi prossima alla scadenza, perché questa settimana, anche se arrivasse una sentenza del TAR, credo che avrebbe efficacia da lunedì. A quel punto lunedì manca una settimana alla fine del mese, quindi la domanda è: allo stato attuale, con i dati epidemiologici attuali, lei sarebbe intenzionato a rinnovare l'ordinanza dal 1° febbraio oppure no? Ma guarda, noi dobbiamo vedere intanto la classificazione che ci viene data venerdì, che non è irrilevante come fatto, perché è una classificazione, diciamo, se conferma la zona arancione, è ovvio che una zona arancione è una zona che fino come si può dire, fino a prova contraria prevede tutta una serie di regole, tipo la chiusura dei confini comunali e quant'altro, per la presenza, diciamo, del virus. Vi ricordo che tutte le zone prevedono la chiusura delle scuole superiori, anche la zona gialla. Certo è che la zona gialla prevede, diciamo, un allentamento delle misure rispetto alla zona arancione. Non è vero che il CTS ha detto che, almeno io non ci ho letto questo, il CTS dice che cambia e rivoluziona il tema delle scuole nelle zone. Il CTS dice sì, potete aprire tutti, però se avete problemi decidete voi. Questo dice il CTS. Quindi l'orientamento è di rinnovare l'ordinanza oppure no? No, ho detto che aspettiamo venerdì, vediamo la classificazione e poi valutiamo assieme alla prevenzione questo, se dovessimo riaffrontare il tema. Ok, ultimissima cosa, diciamo metodologica, quindi mi pare di capire che la possibilità per la Regione di prevedere misure più restrittive rispetto ai DPCM è venuta meno, cioè non esiste più. Ma sì, ma di fatto è venuta meno per un semplice motivo, che noi fin da ottobre ci siamo affidati al tema delle classificazioni delle aree. C'è il telefono, per favore. Ah, le stampate? Oh, perfetto. Federico sempre efficiente. No, il telefono. No, mi serve il telefono, grazie. Però quello che arriva la settimana prossima non lo sappiamo. Sì, ma adesso lo dico. Sappiamo di avere 22.000 in magazzino per i richiami e oggi ne sono arrivate 23.200. Questo sappiamo. Fare quello che arriva la settimana prossima è inutile. Sì, c'è il riequilibrio e basta. C'è l'equilibrio, ma non sappiamo quando è il taglio, non sappiamo più. Vabbè, dopo parla il dottor Flor, così vi dà uno spaccato più puntuale. Quindi questo, Marco, dicevo, no? Quindi le valutazioni eventuali per una scuola da riaprire dopo il 1° di febbraio non le possiamo fare prima di venerdì. Ok? Sì, grazie. Vanzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ma se per caso il TAR dovesse accogliere i ricorsi e quindi imporre, stabilire la riapertura della scuola, voi magari non dalla settimana prossima, insomma vabbè, da lunedì, voi avete già rimesso in moto tutto il meccanismo trasporti pubblici, capienza, ma no, guardate, aziende private, bus il tema privati. trasporti è ad hoc. Cioè il piano c'è, esiste da sempre, insomma l'ho detto dal primo giorno, non è che facciamo le ordinanze per i trasporti, ci metteranno, ci impiegheranno, questo deve essere chiaro, almeno 4 giorni per mettersi tutti pronti e via, cioè, anche perché una mole di trasporti dà paura nella programmazione, c'è proprio un fatto umano, fisico, logistico, però i trasporti sono a posto. Nel senso che i piani sono stati depositati fra l'altro presso le prefetture, cioè non c'è dubbio su questo. Fermo restando che noi comunque vorremmo anche leggere l'eventuale dispositivo nel bene o nel male, per cui io non mi esprimo, ho il massimo rispetto da giudice amministrativo, quando sentenzierà andremo a leggerci la sentenza e decideremo come comportarsi di conseguenza. Perché noi abbiamo avuto qui in Italia delle valutazioni differenti da parte dei presidenti della regione. Ad esempio il suo collega Bonaccini in Emilia Romagna ha detto che in Emilia Romagna le sentenze si rispettano. In Friuli Venezia Giulia il suo collega Federica ha fatto un'altra ordinanza superando di fatto la sentenza del TAR. Ciao. Il suo orientamento qual è? Bisogna vedere il testo della sentenza, capire quali sono le motivazioni, capire quali saranno le eventuali motivazioni. Dopodiché le sentenze si rispettano anche magari ricorrendo al Consiglio di Stato, cioè nel senso che
il giudice amministrativo è un primo livello di giustizia, dopodiché c'è sempre il Consiglio di Stato. Vedo che alcuni ad esempio ricorrono al Consiglio di Stato, altri rifanno l'ordinanza, altri si adeguano e dicono io non la voglio far diventare una guerra di religione e quindi prendo atto. Marchiori e Giacomuzzo. Pete no? Forse. Un attimo che sta parlando. Siamo? Sì. Buongiorno Presidente. No, visto che stava parlando, quindi... Grazie. No, buongiorno. Buongiorno. Io volevo capire se è possibile una cosa. Con quali criteri vengono e sono stati distribuiti i vaccini alle singole regioni? Si sa? Sulla popolazione. Ok, va bene. Sì, in origine, non nell'ultimo con il taglio, in origine il taglio Pfizer non sappiamo quale sia stato il criterio. Sicuramente un errore. Perché ecco, lei è convinto che si tratti di un errore? I parametri per distribuirli sì, non si spiega che ci siano regioni che hanno tagli da 60 al 50% e altre che non hanno. Chi zero? Ci sono 5-6 regioni che hanno taglio zero. Cioè vuol dire che sono regioni che non hanno avuto nulla di sconvolto nel loro piano vaccinale. Cioè, la campagna ha avuto l'11%, tanto per dire, poi c'è anche una gradualità nei tagli, no? Ok, c'è un'altra questione che mi è stata segnalata da un telespettatore. Allora, una tirocinante in uno studio di un medico di base che effettua tamponi, cioè è stata proprio effettuando questo tirocinio a 360 gradi, non è stata vaccinata, mentre il medico di base è stato vaccinato, lei no, quindi però comunque effettua tamponi, comunque è in qualche modo a rischio, mentre mi risulta che gli infermieri tirocinanti vengano vaccinati. Allora, c'è una risposta per questo oppure no? Cioè c'è un criterio, è stato un errore? Sì, giustamente il dottor Flor dice ne abbiamo ancora tanti, vaccineremo tutti, però perdonatemi, non voglio neanche sapere chi è il medico e nulla, per carità, ma se io sono un medico di base e so che è una situazione nel mio ambulatorio dove c'è una tirocinante che fa tamponi, quando mi mettiamo per dire guarda che è ora del vaccino, dico scusa, siamo in 2, siamo in 3, cioè non mi fa una roba che non siamo una regione elastica su poco elastica su questi ragionamenti, cioè, penso che a volte le risolviamo anche veramente dicendo queste robe invece di chiamare la televisione o il giornale della situazione, cioè, è un problema che non doveva neanche nascere questo, cioè. Sì, no, ha chiamato fondamentalmente per chiedere, perché era nel dubbio, non tanto per... Ma guardate che un medico ha dei canali molto più ufficiali, cioè l'ULS, cioè, se no dobbiamo avere un ufficio dell'ULS in tutte le redazioni. Va bene. Ma voi avete la Nicolussi, fa anche i vaccini, misura la febbre. È un ufficiale sanitario. Va bene, grazie. Poi ho una domanda per l'assessore Lanzarin. Dopo è a disposizione. Giacomuzzo. Buongiorno. Presidente, una precisazione tornando sul tema scuole. Diceva prima, se dovesse aprire la settimana prossima o quando sarà, comunque le scuole saranno sorvegliate speciali, ci dobbiamo aspettare un report, un bollettino quasi quotidiano sulle scuole, state cercando di studiare? Noi ce l'abbiamo, attenzione che questa non è una minaccia, noi ce l'abbiamo quotidiano, è che non sto qui tutti i giorni a portarvi i dati che ci va a ingolfare anche la testa dei cittadini che dicono qua, perché adesso siamo arrivati al contrappasso dantesco che è un problema dare informazioni. Io invece sta battaglia la faccio assieme a voi, penso che un popolo deve essere sempre informato ed è un privilegio per i veneti avere tutti i giorni l'informazione. Poi noi da qua non siamo mai scappati, che sia chiaro, nel bene o nel male, noi siamo sempre venuti qui. Allora dico che noi il bollettino ce l'abbiamo, faremo una... perché è giusto anche vedere assieme l'evoluzione, no? Magari facciamo una volta alla settimana, diamo uno spaccato e vediamo che evoluzione, ci sarà una curva e ci dirà piatta, va in giù o va in su. Vi facciamo vedere la curva dall'inizio, in modo tale che apprezzerete nel momento della chiusura, vedete come andava la curva nelle scuole, poi vedremo quanto andrà su, se andrà su, quindi
sono dati ufficiali e ognuno di voi trarrà le proprie conclusioni. E passo sull'altro tema, quello dei vaccini. Moderna, sì. È già iniziata la vaccinazione. Avete avuto problemi di reazioni avverse come è successo in altre parti? Sta proseguendo tutto? A noi non risulta di aver avuto problemi. Ma dove sono successi? Dall'altra parte del mondo, in America. Non lo so. No. Ecco, il primo giro sarebbe terminato. Bene, allora io passerei Dottor Flor? La parola al dottor Flor che non spacca. Arrivi ancora Pettenò? Ah, scusami. No, è che non si era prenotato, non è. Mi sono aggiunto. No, volevo solo una precisazione, Presidente, sulla questione dei vaccini e delle regioni. Ma lei mi diceva che appunto la decisione originaria è della distribuzione tra le varie regioni, ma è decisa dalla Pfizer su indicazione del commissario o è la Pfizer stessa che la valuta rispetto alla popolazione che ha ogni singola regione? La distribuzione originaria di base è stata decisa tra le regioni col commissario, quindi noi abbiamo tutti accettato una tabella di distribuzione che è in funzione della popolazione, punto. L'unico intervento che ha fatto Pfizer fuori da questo ragionamento è quello del taglio, che invece di applicarlo in maniera orizzontale, quindi mantenere il criterio della proporzionalità, ha deciso arbitrariamente di dare alcuni il taglio 0 ed altri il taglio 60%. Ma su questo ieri ne avete parlato? C'è stata una risposta? Il commissario ha avuto risposta alla Pfizer su questa decisione che lei definisce arbitraria? No, non c'è stata nessuna risposta e penso che alla fine sarà un errore umano, nel senso che magari qualcuno ha fatto dei ragionamenti rispetto alla suddivisione che non c'entrano nulla con i criteri clinici e epidemiologici. Un aspetto invece sulla scuola, come lei sa bene la questione scuola è complessa nella sua lettura perché molti la sostengono, non dico ideologicamente ma come aspetto, il problema è far ritornare i ragazzi anche delle superiori non più alla didattica a distanza e lei dice c'è un aspetto sanitario però prevalente, però qualcuno dice bisogna sostenere questo perché al di là dell'aspetto sanitario è anche un problema poi di riuscire a dare opportunità agli studenti. Sì, no, questo l'ho capito, però vorrei dire una roba, che intanto non decido io di chiudere le scuole, ma è il virus che ce lo impone. E dopo, qua non è che ci sono due partiti, quelli che vogliono le scuole aperte e, come dico sempre io, quelli che le stanno chiudendo, che hanno l'anello al naso, perché è offensiva sta roba. Terzo aspetto, vorrei ricordarlo a tutti, che dalle stesse bocche di quelli che escono oggi a dire che bisogna aprire le scuole sono gli stessi che sostenevano che la zona gialla era poco per il Veneto. Ma vi ricordo che le altre zone comunque prevedevano la chiusura delle scuole. Quindi delle due l'una, se sei convinto che le restrizioni ci vogliano, sappi che prevedevano la chiusura delle scuole. Se adesso mi dici che le scuole vanno aperte, vuol dire che hai rivisto la tua posizione iniziale, o no? A me spiace che i ragazzi vengano messi al centro di un dibattito che noi non vogliamo fare, che è meramente tecnico. Sul meramente tecnico c'è appunto la polemica appunto ancora sulle fasce, lei le ritiene ancora valide le fasce regionali e anche sulle valutazioni che verranno anche venerdì e perciò sul fatto che si possa ritornare a giallo o è meglio restare in arancione per il Veneto anche a livello precauzionale al di là dei parametri che ci sono? Noi ci siamo affidati al Comitato Tecnico Scientifico e in particolare all'Istituto Superiore di Sanità, ma quando dico noi tutte le regioni, per cui fin dal primo giorno, vi ricordate quando c'era il dibattito ma la zona gialla, Mazzaglia deve fare la rossa, l'arancione, cioè abbiamo avuto una corrente di pensiero che chiedeva il lockdown, vi ricordo. Noi abbiamo sempre detto ci hanno affidato una zona, hanno fatto le proprie valutazioni, punto. Perché non c'è di peggio di portare divagazioni sul tema, su un tema così delicato che deve avere una copertura scientifica. Perché se sono convinto che sono sbagliate le zone vuol dire che sono convinto che chi le decide non capisce nulla. Vanzan, buon chiarimento.
Lei va via o per una domanda extra Covid o si ferma? Se no la facciamo dopo. Fatemelo subito se non vi spiace. È una video. Dopo la fiducia di ieri al governo Conte con solo 156 voti, lei si ritiene preoccupato per la sorte del Paese o le va bene questo risultato e che cosa dovrebbe succedere secondo lei? Beh, sentite, se fosse una, come si può dire, una spedizione con una grande scalata, sappiamo che partiamo con un gruppo di persone che non sono tanto allenate per fare la scalata. Poi il numero è irrisorio, è risicato. Ma guarda, io la guardo da amministratore, cioè se io avessi numeri come questi so già che sarei impossibilitato di fare grandi riforme, grandi scelte, e saresti sempre lì appeso a un filo e appeso al voto dell'ultimo sconosciuto che ti pone le condizioni per votare, per poi va a finire così. Cioè, in questa fase io penso e sono convinto che ci vorrebbe un governo molto più forte di consenso a livello parlamentare e una maggioranza molto più strutturata. Guardate che stiamo parlando di numeri che veramente penso che non so se basteranno le fiducie nei provvedimenti, perché c'è anche il rischio che non votino neanche le fiducie sui provvedimenti. È veramente tirata, eh? Se uno c'ha il raffreddore e non è in aula è finita. Adesso dai che dopo dice che portiamo sfiga. Nei numeri normali? Cioè sarà triste. Lei lancia una iettatura. No, ma sarà triste, però ragazzi, per governare ci vogliono i numeri e i numeri qui non ci sono, ma lo vedremo. Io non so cosa abbia deciso di far Conte, però lo vedremo nelle prossime settimane. Ci sono scelte importanti e diciamo il corral, no? Cioè l'imbuto del Parlamento sarà un imbuto sempre più importante. Non so se sia sufficiente invocare il senso di responsabilità e l'interesse nazionale per far passare i provvedimenti, perché alcuni hanno bisogno proprio di un consenso e una condivisione che va al di là dei grandi principi, no? Il recovery fund, cosa sarà il recovery fund? La riforma della giustizia, la riforma del welfare, tutte le riforme che ci siamo impegnati, anche se i cittadini magari non sono stati sufficientemente informati dal governo, che ci siamo impegnati di fare per avere le risorse. No, guardate, senti, mi inviti a nozze, cioè, Conte va ben tutto, ma che pensi alla sua fiducia, perché andare lì a parlare del titolo quinto? Io do ragione a Conte sul titolo quinto, che va rivisto. Bisogna togliere tutte le competenze allo Stato. Spero intendesse questo. Il titolo quinto va rivisto, va tolte tutte le competenze allo Stato, perché è giusto che le regioni abbiano la loro autonomia. E i paesi che funzionano hanno scelto di dare la competenza ai territori. La Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti, insomma i paesi federalisti li conoscete quanto me. A me spiace che abbia voluto portare questo cameo, definiamolo così, nel suo discorso, che era semplicemente per addolcire gli animi di qualcuno che odia l'autonomia, qualche bieco centralista, qualcuno che pensa che il futuro sia il Medioevo, non il Rinascimento. Guardate che il Covid ha dimostrato che l'autonomia funziona. Finiamola questa farsa di dire che mette in discussione cosa? Se non ci fossero state le regioni, ma neanche Superman riusciva a gestire la sanità stando a Roma. Avete visto i problemi della quotidianità? Dai, cioè, voi non fate politica, li avete visti tutti, dal camion di respiratori che non arriva al problema di ampliare subito velocemente un Covid center. Li facciamo decidere a chi? Al Ministero della Salute? Dai, gli tocca cambiare il nome, allora a quel punto sarà più della salute, diventa delle malattie. Però veramente posso dire proprio rispetto zero quel passaggio lì, ma veramente rispetto zero, soprattutto nei confronti di 2.300.000 e oltre 1.000 veneti che sono andati a votare per l'autonomia in maniera seria. Capisco che i numeri contano più di tutto, però no, non si può liquidare l'autonomia così.
Stop? Ancora? No, era il dottor Flor. Il dottor Flor. Vi lascio il dottor Flor, ragazzi, poi c'è anche l'assessore, che ho sentito che c'è una domanda per l'assessore. Grazie. Allora, che ce l'ho? Bonet si è prenotato per primissimo. No, vi do solo, scusa un attimo, mi hanno portato il dato. Accendi il microfono, Presidente. No, un secondo solo se lo trovo, ce l'avevo ieri. Eccolo qua. Un attimo. Noi abbiamo, eccolo qua, dosi in arrivo nel weekend del 25 gennaio. Allora, per il Veneto sono... E il microfono. Lo accendi? Sì, per il Veneto il 25 gennaio le dosi sono 35.217 che arriveranno. Sì. E poi questo è il dato che ci hanno dato. Dopodiché sono tutte tabelle che andrebbero viste con molta più calma. Anche se riesce a recuperare. L'ipotesi della redistribuzione per il Veneto è di 24.000 dosi, 24.570. Cioè più le 35.000? Sì, sì, sì. Allora, partirei da questo dato, cioè non ho capito, queste 24.570 le dà in più Pfizer o arrivano da altre regioni? No, sono la fornitura che dà all'Italia, solo che si ridistribuisce per il taglio sbagliato che è stato fatto la settimana prima. Non cambia niente. Pfizer ha sempre il suo quantitativo. Nella ricaduta regionale c'è una manina in mezzo che dice togliamo queste. E arrivano direttamente da Pfizer? Sì, da Pfizer. Quindi ha detto che hai delle scatoline diverse? Sì, sì, sì. Esatto, perfetto. Ok, quindi per arrivare alla domanda che volevo fare, il meccanismo di solidarietà tra regioni di cui si era parlato nei giorni scorsi, quello per cui al magazzino cioè, c'era qualcuno che andava nel magazzino della non è ancora Calabria, definito, quello non c'è al momento, per il momento cioè, no. l'equilibrio parte sempre alla fonte. Ha presentato nella scorsa riunione venerdì o sabato che abbiamo fatto un'ipotesi di solidarietà mutualistica tra regioni garantendo il magazzino di minima eccetera, però non è stato approvato ancora dalle regioni, ma quella è un'altra storia rispetto a questo. Noi abbiamo un taglio lineare, uguale per tutti. Certo. Tutti avranno alla fine meno 29%. Esatto. Un domani il Veneto dice noi abbiamo fatto più vaccini, tu che ne hai fatti pochi e più stock, darci qualcosa. Sì, di non lasciare il magazzino inattivo, ma di fare in modo che i vaccini vengano. Io dico un'altra cosa però, al fatto che nei giorni scorsi si era detto alla luce del taglio operato da Pfizer con l'accetta, le altre regioni in qualche maniera soccorrano le regioni che hanno avuto il taglio maggiore dando delle dosi. Questa cosa non è avvenuta questa settimana. È la redistribuzione la prossima settimana. Sì, che parte la prossima settimana. Sì, ma si è deciso non di spostare vaccini adesso, Esatto, ma visto che si è dato che noi arriviamo al traguardo di lunedì senza problemi, da lunedì che ci vengano date le dosi che ci hanno tagliato la scorsa settimana. Questo è il sistema. In modo che tutti hanno Sì, ci hanno tagliato con la fornitura di oggi. Che ci hanno tagliato la fornitura di oggi. Negative ed altre cose. Grazie. Dottor Flor, allora la domanda di Bonet la consideriamo esaurita o avevi anche altri chiarimenti? No, la sua. Sì, si può mettere un po' così in fila, perché mi è sembrato un po', almeno io non ci ho capito tanto, perché si può mettere bene in fila tutto quello che è successo, le proposte fatte e quello che poi sia stato fatto davvero e quelle che invece non hanno avuto seguito. Noi eravamo partiti dicendo che a gennaio e febbraio avremmo avuto 38.000 dosi a settimana, che per effetto del 6 anziché 5 sono diventate 45.000 a settimana. La prima fornitura l'abbiamo avuta completa, la seconda fornitura l'abbiamo avuta completa, ricordo il 4, l'11, quella di oggi è la terza fornitura. È su questa fornitura che c'è il taglio. Noi oggi anziché ricevere 45.600
abbiamo ricevuto 22.000, 23.000. Questa per effetto doveva arrivare lunedì, doveva arrivare ieri, è arrivata oggi. E questa è la terza fornitura. Sulla fornitura della settimana scorsa noi abbiamo trattenuto vaccini per poter vaccinare i richiami fino al 21-22, cioè fino a domani o dopodomani. Noi fino a domani o dopodomani saremmo stati comunque coperti, siamo coperti, anche se oggi non ci fosse stata la fornitura. È stata una prudenza. C'è stata una fornitura anche il 31 dicembre. La prima fornitura che noi abbiamo avuto, il 27 abbiamo avuto quella da 800 dosi, no? Ma il 31 dicembre noi abbiamo avuto i 38.000. Quindi prima fornitura tutta esaurita. Seconda fornitura la settimana, il 4, il 5, tutta esaurita. Terza fornitura settimana scorsa abbiamo trattenuto per garantirci i richiami fino a domani e dopodomani, sapendo che lunedì doveva arrivare la nuova fornitura. Allora la situazione di oggi è che noi abbiamo 22.000. Queste del magazzino sono le 22.000 di cui parlava Andrea. Sono le 22.000 che abbiamo accantonato sulla fornitura della settimana scorsa, a cui si sommano le 23.000 arrivate oggi. Sì, prima Zai aveva detto 20.000, sono 22. Sono 22, a magazzino ne avevamo 22 e 23 sono arrivate oggi. Quindi oggi abbiamo 45.000 dosi che utilizziamo solo per fare richiami, quindi non facciamo nessuna nuova vaccinazione. Vi ricordo che il grosso della vaccinazione, cioè il vaccino, la prima fornitura è arrivata il 31 dicembre, abbiamo vaccinato qualcuno il 31, qualcuno l'1, un po' di più il 2 e dopo siamo andati a crescere fino al giorno dell'Epifania che abbiamo superato i 9.000 vaccinati. Quindi noi sappiamo esattamente quanti vaccini abbiamo fatto in quelle giornate, contiamo i 21 giorni e siamo in grado adesso di garantire, anche con un po' di tranquillità, queste prossime 45.000 dosi saranno per garantire il richiamo. È oltremodo importante che la settimana prossima arrivi una fornitura, noi abbiamo bisogno di una fornitura piena per poter continuare a garantirci per un'altra settimana tutti i richiami, per poter garantire i richiami. La seconda dose a chi ha fatto la prima nel periodo tra il 10 e il 13, 12, 13, 9, 11, no, adesso noi siamo 21 giorni dopo. Per 2 settimane, questa e la prossima, noi non vacciniamo, facciamo solo i richiami. La prossima settimana e qui vediamo. Scusate, usiamo per capirci, non facciamo nuove prime dosi. Non facciamo nuove prime dosi. Richiami, certo. E di fatto oggi in Veneto non sta vaccinando quasi nessuno, perché abbiamo pochissimi richiami. Oggi è la giornata del 20, capite benissimo, sarebbero le vaccinazioni del 30 dicembre. Il 30 dicembre non avevamo vaccini, eravamo a zero. La fornitura è arrivata al 31 e il giorno prima aveva fatto quelle 700 dosi, quindi oggi praticamente non stiamo vaccinando qualcosina ma pochissimo nella 1, nella 3, nella 6 o nella 7, ma pochissime dosi dove abbiamo insomma qualche caso rimasto isolato, insomma praticamente siamo a vaccinazione ferma. Ok. E arriviamo alla quinta fornitura, quella della prossima settimana. Quella della prossima settimana è la quinta fornitura. 35.000 dosi, sì, a cui se ne aggiungono 24.000 bonus. 23 o 24.000 di riequilibrio, di recupero. Perché non le abbiamo avute oggi? Sì, ed è... Sono quelle che non abbiamo avuto oggi. Certo. Ed è quanto pattuito? Oggi abbiamo avuto 23.200. E la ridistribuzione arriverà sempre la settimana prossima o arriverà più in là?
le 24.000-23.000 della ridistribuzione, sempre la settimana prossima? Dovrebbero darcela la settimana prossima, dico col condizionale perché noi avevamo ipotizzato di avere le nostre 45.000 lunedì o martedì o oggi e non le abbiamo, quindi non possiamo nel nostro calendario inserire nuove vaccinazioni. Allora tutti quelli che ci chiedono, no, tra il personale, tra le diverse aree, le categorie, è giusto si sappia, non stiamo vaccinando nuovi casi perché non abbiamo vaccini. I numeri che ha detto il Presidente, i 35.000, i 23.000, ha detto 24.000, sono i numeri che ci ha detto ieri sera su una tabella, la tabella che diceva il Presidente, il commissario Arcuri, con la nuova ripartizione. È un cane che si morde la coda, perché le 24.000 che arrivano in più sono quelle che vanno a rimpinguare la quarta fornitura, che è la metà, quindi la quinta fornitura sono di 35.000 dosi, quindi manderanno comunque 10.000 all'appello, quindi siamo sempre là. Il taglio è sempre quello del 29%. E le 35.000 sono col taglio del 29%, perché sarà il taglio, giusto? Aspettiamo di vedere cosa succede. Taglio. Perdoni direttore, ma temo che, ma non per confusione di qualcuno, ma temo che se continuiamo ad affastellare numeri, chi ci ascolta non comprende. Forse si può riassumere il dato dicendo quante sono le persone che hanno ricevuto la prima dose, quanti sono i vaccini disponibili per il richiamo al momento e quanti ne arriveranno realisticamente, cioè tre elementi in tutto. Vi spiego subito, partendo dal 31 dicembre, con giorni in cui abbiamo vaccinato un po' di più, giorni un po' di meno, ma partendo dal 31 dicembre noi ad oggi abbiamo vaccinato 110.000 persone. I vaccini che stanno arrivando, quelli che avevamo risparmiato e i prossimi che arriveranno, ci servono per il richiamo a queste 110.000 persone. Ora, si fa presto a capire che queste 110.000 persone dovranno essere richiamate tutte nei prossimi 20 giorni, perché sono 20 giorni che vacciniamo, 21, quindi queste 110.000 persone giorno per giorno, in base a quando sono state vaccinate, saranno richiamate nei prossimi 20 giorni. Quindi nei prossimi 20 giorni noi abbiamo bisogno di 110.000 dosi di vaccino solo per i richiami. Ad oggi ne abbiamo 42.000. Sappiamo che la settimana prossima, se sarà confermato, ne riceviamo altre 34.000 più 23.000, ma non abbiamo ancora il dosaggio per tutte le 110.000 persone. Allora noi andremo avanti a fare richiami e accantoneremo vaccini per avere la copertura per le 110.000 che abbiamo già vaccinato. Appena sappiamo di avere in più cominceremo a vaccinare nuovi casi. Grazie. Se faccio la somma, 42.000 che abbiamo oggi, 35 che arrivano lunedì, 23 che arrivano di riequilibrio, certo, ma intanto ne mancano 10. Intanto siamo a febbraio e dal 20 gennaio non abbiamo fatto nuove vaccinazioni. Se questo vi sembra poco, a me sembra tanto. Non abbiamo chiuso noi la prima parte delle persone da vaccinare, no? Cioè, non sono stati fatti tutti gli operatori sanitari e tutte le case di riposo e disabili, cioè non abbiamo chiuso, perché noi sulla tabella iniziale, se vi ricordate, che abbiamo mandato al ministro Arcuri, erano 185.000, ne abbiamo fatti 110.000, quindi non abbiamo ancora chiuso la prima parte. Assessore, perdone, non perché ho fatto molti titoli nella vita. Prima riga, non si riesce a chiudere nemmeno i 110.000 che abbiamo vaccinato. 2, non si fanno nuove vaccinazioni non solo sugli ultraottantelli, ma nemmeno per riuscire a chiudere i 185, nemmeno i 185 della fase 1, quella tabella che vi ricordate manda io.
il piano vaccinale Veneto. Non riusciamo a fare i 110 finora vaccinati come seconda dose, ma non riusciamo neanche a chiudere i 185 come prima vaccinazione Mila, che è nel piano vaccinale. Quindi ho detto giusto, Assessore? Così chiariamo. Boh. Il titolo è così, ma non per colpa del Veneto. Dottor Flor, mi scusi, una domanda. Se tra la prima somministrazione e il richiamo dovessero passare più di 21 giorni, facciamo 26-27, che cosa succede? Che noi vacciniamo 21. Ma se... No, se non è dato, noi vacciniamo 21. E se non vacciniamo più nuove persone se non siamo in grado di garantire il 21. Quindi con quello che abbiamo in programma di fornitura noi garantiamo 21. Il se non lo prevediamo, non prevediamo il se. Il vaccino comunque ci sta, nel senso c'è qualcuno che rimane fuori. Perché dovrebbe rimanere fuori? Noi con le forniture che ci sono state ipotizzate e con quello che ci siamo trattenuti ragionevolmente da qui al 10 febbraio, perché questo è il tempo per arrivare, dal 20 gennaio al 10 febbraio ci sono i 20 giorni in cui dobbiamo fare i richiami di questi 20 giorni pregressi. Con le forniture che sono previste siamo in grado di coprire tutti, adesso non è che possiamo, vi ricordo, tanto per se avessimo, la campagna vaccinale doveva iniziare il 20 gennaio, è stata anticipata al 31 dicembre, ma la campagna vaccinale doveva iniziare il 20 gennaio, quindi doveva iniziare oggi da programmazione nazionale ed europea, poi è stata anticipata di 20 giorni, adesso quello che va segnalato è non siamo in grado di chiudere il primo ciclo, di vaccinare nuove persone, ma quelle che hanno avuto la prima vaccinazione avranno il richiamo nei tempi previsti, a meno che non succeda il finimondo, ma dovrebbe proprio succedere il finimondo, perché noi con la programmazione e con le scorte che ci siamo tenuti per il richiamo garantiamo i 21 giorni che è stato vaccinato. Quindi al momento è garantito il richiamo per tutte le persone vaccinate finora? Oggi è garantito, se c'è la fornitura della settimana prossima, oggi è garantito a 45.000. Oggi. Con la fornitura della settimana prossima riceviamo 55, più di 50.000, quindi ci restano 10.000 da fare nella settimana dopo, insomma, per cui... Ma dal punto di vista sanitario, se quei 10.000 dovessero rimanere fuori, cosa succede? Cioè la prima... Non voglio neanche pensarci. No. Le dosi, c'è una piana, si usano 6 dosi, questo è un problema che si è creato con la Pfizer o è un'indicazione che adesso usano tutte le... No, noi abbiamo, in Europa mi pare che lo facevano anche lo fanno anche gli altri stati, noi abbiamo una circolare ministeriale che richiama una circolare AIFA che parla di almeno 6 dosi, non 6, dice almeno 6. In qualche flacone ci dicono, ma dipende un po' dalla ricomposizione, a volte si riesce a fare 7, ma insomma. È vera questa roba che gira, che Pfizer ne farebbe una questione di soldi? Che vuole che venga pagata anche la stessa sappiamo, non conosciamo neanche il contratto, non sappiamo chi è che lo ha fatto. Pensavo che magari nei consigli vostri circolano voci strane, quanto costa un vaccino. Sono cose che noi non abbiamo la più pallida idea di quello che sia la situazione dei rapporti economici tra il produttore e gli acquirenti, non lo sappiamo. Io chiuderei, ragazzi. Bene coi vaccini. No, io ho due cose da dire. Io ho due cose da dire che sono anche perché avete visto i numeri che sono abbastanza in calo, gli ultimissimi dell'ultima ora dicono che con la rianimazione siamo sotto i 300, un'ora fa eravamo a 296, che è una soglia abbastanza importante, sapete il 300 è la soglia anche, e quindi abbiamo disattivato qualche posto di rianimazione, una quindicina, una ventina di posti li abbiamo sospesi, li teniamo stand by
E nonostante questo stamattina avevamo 110 posti liberi in rianimazione, quindi un bel segnale per la ripresa. Stiamo ragionando sul far ripartire attività programmata, almeno l'ambulatoriale, e poi sarà collegata verosimilmente anche a libera professione. Se l'andamento continua ad essere questo, probabilmente dal 1° febbraio. Dal 1° febbraio lo diremo prima, perché ovviamente se si apre l'attività bisogna aprire le prenotazioni, quindi a metà della settimana prossima, se l'andamento continua a essere questo, pensiamo di poter insomma riprendere con un po' di attività programmata, soprattutto l'ambulatoriale, partendo magari dove abbiamo più criticità sulle liste d'attesa, vedremo insomma. Questo per quanto riguarda l'attività ospedaliera. Di pari passo insomma, stiamo valutando anche l'andamento di alcuni fenomeni di cui avete parlato stamattina. Volevo solo ricordarvi che quando noi abbiamo fatto quel provvedimento sulla scuola avevamo più di 60.000 studenti in isolamento / quarantena. Quindi è ovvio che nel momento in cui dovessimo rivedere o affrontare, verifichiamo anche qual è l'andamento di questi numeri, perché quelle persone comunque non potevano andare a scuola, perché erano o in isolamento o in quarantena. Quindi credo sia giusto sottolineare questo aspetto. Avevi da aggiungere qualcosa, direttore? No, la Manzano, prego. Direttore, scusi, quando lei dice valuteremo nei prossimi giorni se ripartire con l'attività programmata almeno ambulatoriale, le persone che avevano già prenotato una visita saranno richiamate oppure devono chiamare loro in ospedale? Come funzionerà? Abbiamo già fatto un'esperienza di richiamo di alcune, quelle più critiche ma che non erano urgenti, sono quelle a cui abbiamo detto ti richiamiamo appena riapriamo, e penso che procederemo in questo modo. E intasiamo i centralini dei CUP? Daremo una comunicazione ufficiale. In questo momento stiamo vedendo se tutte le aziende sono in grado di programmare il riavvio delle attività, no? Vuol dire che intanto vediamo se l'andamento continua con questa direi anche velocità di rientro. Siamo rientrati, ricordo che io guardo il numero dei positivi ricoverati, insomma da 2.730, oggi siamo sotto i 2.100, siamo a 2.096. Quindi vuol dire che siamo calati di 600 persone nelle ultime 2 settimane. Il numero è rimasto stabile per il mese di dicembre fino ai primi 3-4 giorni di gennaio. Da quel momento insomma, la rianimazione è lo stesso, perché noi al 31 dicembre avevamo 401 persone in rianimazione positive e oggi ne abbiamo 296, quindi è un 33% secco in meno di malati in 2 settimane, quindi se l'andamento si conferma guardiamo con un occhio diverso alla programmazione delle attività. Come tecnico, secondo lei venerdì sarebbe bene che ci mantenessero in arancione? Ma io credo che per noi in questo momento l'importante è che l'andamento continui in questa direzione. Non credo sia solo il fatto di essere in rosso e in arancione se manteniamo il rigore, perché guardate, l'arancione ci fa essere un po' più rigorosi e più limitati nei movimenti. Allora, questo è quello che determina la diffusione della malattia. È che il provvedimento che esce, voi sapete, è per 2 settimane, non per una. Ora, sui dati di andamento che sono misurati ieri e oggi, venerdì noi avremo la classificazione per le prossime 2 settimane. Credo che risentirà un pochino anche dell'andamento generale della malattia. Ricordo, noi abbiamo ancora un numero di nuovi casi che insomma, seppur in calo, anche questo molto importante,
abbiamo ancora il numero di nuovi casi che va valutato con attenzione. Tosato Giacomuzzi. Sì, soltanto un accenno. Lei ha accennato, direttore, alla possibile, anzi alla probabile riattivazione di alcune attività ambulatoriali anche rispetto alla lunghezza delle liste d'attesa. Ci fa qualche esempio di attività ambulatoriali che potrebbero riprendere? L'idea che stiamo valutando è che se le riprendiamo tutte. La specialistica prendiamo tutta la specialistica a 30 a 60 giorni, quelle e quindi vuol dire che è ovvio che se partiamo con i richiami daremo priorità dove abbiamo le prenotazioni a cui abbiamo detto vi richiamiamo alla prima occasione, insomma, no? Però l'apertura, se apriamo la specialistica, è su tutte le discipline. Giacomuzzo. Sì, era una precisazione sulla domanda di Tosato ulteriore, cioè questa lista di attesa, avete un numero già totale di prestazioni che premono? No, in questo momento non abbiamo un numero, anche verosimilmente il numero ce l'hai dopo una settimana che hai riaperto, perché vedi quante sono le prenotazioni, perché tante persone hanno smesso di prenotare in questo periodo, questo ultimo mese e mezzo le persone non hanno prenotato visite. È calata molto la richiesta e quindi dopo una settimana di riapertura hai l'esatto numero di quello che hai davanti come visite da recuperare. Signori, grazie. Siamo tornati in studio dopo questa lunga diretta del Presidente Zaia. Innanzitutto i numeri dei contagi, avevamo detto che c'era stata la curva in flessione, in realtà c'è stato un aumento rispetto alle ultime 24 ore, risale il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto, anche a fronte dell'alto numero comunque di tamponi effettuati. Sono 1359 i nuovi casi in 24 ore che portano a 301.486 il totale da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala inoltre 69 decessi con un totale di 8.256, diminuiscono ancora invece i dati ospedalieri. Questa è una buona notizia, con 2.560 ricoverati nei reparti non critici, meno 47 rispetto a ieri, e 338 meno 1 per le persone che sono ricoverate in terapia intensiva. Questa è la buona notizia. Poi il governatore Zaia ha parlato dei vaccini, ne parleremo però magari dopo la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Parlavamo di vaccini prima, il governatore ha detto ci servono 110.000 dosi per i richiami, al momento ne abbiamo 22.230 dell'ultima fornitura più altre 20.000 in magazzino, e avevamo un programma prudenziale ha detto, e ci servono tutte queste dosi. Non pensavamo che ci fosse questo taglio del 50%, quindi si torna a parlare del taglio di Pfizer che ha dimezzato le dosi in arrivo nel Veneto, mettendo in seria difficoltà la somministrazione della seconda dose appunto a 110.000 persone che hanno già effettuato la prima vaccinazione. Parliamo anche però di un altro argomento, bar e esercenti. Ne abbiamo parlato spesso, che sono una delle categorie che sono state messe in ginocchio da questa pandemia e dai DPCM e dalle limitazioni. Noi vogliamo raccontarvi la storia di Deborah Schiavon, che è co-titolare del bar Edera insieme ai due fratelli, quindi 3 famiglie che lavorano all'interno di una stessa attività. Prima però di parlare con Deborah, non so se abbiamo già via Skype Dania Sartorato.
Non l'abbiamo ancora, quindi intanto faccio la domanda e vediamo se riusciamo a parlare con lei. Debora, una situazione difficilissima, in 3 famiglie nello stesso locale, in una pandemia che dura ormai da un anno. Sì, è un anno duro, abbiamo tanta paura perché non sappiamo se riapriremo, come riapriremo, e tanta rabbia perché noi siamo lì da 20 anni paghiamo tasse e contributi e quest'anno abbiamo bisogno noi dello Stato e lo Stato non c'è. Non è presente, quindi... Ecco, parlavano di ristori, vi è arrivato qualcosa? Qualcosa è arrivato, ma molto poco rispetto alle spese della gestione del lavoro, perché affitto non è stato bloccato, abbiamo le bollette, abbiamo pagato le tasse, l'IVA, l'INPS e in più abbiamo 3 stipendi, dovevamo avere 3 stipendi, 3 persone che vivono lì e lavorano lì e purtroppo non ce l'abbiamo fatta, non ce la facciamo, è durissima. Che cosa ci dicevi prima, non possiamo neanche fare piccoli progetti perché in realtà non sapete assolutamente che cosa accadrà il giorno dopo? No, diciamo che non sappiamo neanche di che colore saremo, quindi non possiamo progettare niente, fare, non so, che adesso è successo anche che hanno chiuso alle 18 l'Asporto, è stata un'altra mazzata perché chiude l'Asporto, quando c'è pulizia, quando ci sono le monodosi, la gente mantiene la distanza, ci sono le mascherine, perché chiudere anche alle 18 l'Asporto, che è una mazzata in più rispetto già a tutto quello che ci sta incombendo, perché non... Vi aspettavate un altro provvedimento come questo? Assolutamente no, perché penso che i ristoratori siano stati veramente cagionati da tutto questo, perché hanno puntato il dito come se fossimo noi i portatori del virus, però siamo chiusi dal 23 di dicembre e mi sembra che i contagi siano sempre molto alti, quindi probabilmente non è il bar che ogni gestore guarda, insomma, di mantenere le distanze, la capienza anche del locale, sta attento a tutto, insomma abbiamo anche investito soldi per mettere tutto in sicurezza e alla fine ci chiudono ancora, quindi siamo molto tristi, insomma siamo amareggiati, la situazione non è assolutamente tra l'altro una difficoltà economica, vogliamo ribadirlo, non indifferente, perché 3 famiglie che lavorano nello stesso bar e quindi 3 famiglie che non hanno uno stipendio da oltre un anno, insomma, quindi questa è una situazione. Non so se io prima ho visto la Sartorato, Dania Sartorato, buongiorno. Buongiorno, vi sento, spero che mi sentiate anche voi e che la connessione rimanga stabile per qualche La minuto. sentiamo, stavamo raccontando... Daniele, stavamo raccontando la storia di Debora, perché sono 3 famiglie nello stesso bar, una difficoltà... La collega... Mi sente? Sì, la sento. Mi sentite? Sì. Mi sentite? La sentiamo benissimo. Io vi sento. Perfetto. La collega dell'Eder ha riassunto bene i passaggi che stanno praticamente caratterizzando questo stato di devastazione economica e sociale del settore. Prima di tutto gli indennizi che sono evidentemente troppo scarsi, hanno prodotto una scarsa liquidità e questa deve essere, questo è stato chiesto, battendo questo anche proprio in questi giorni e in queste ore con i ministri per indennizzare su base annua, perché il ristoro specifico di Natale piuttosto che del bimestre di chiusura non ha nessun senso, deve essere considerato il calo di fatturato complessivo dell'anno 2020 rispetto a quello precedente, e quindi la richiesta di FIPE da incardinare nel prossimo decreto è stata presentata proprio l'altro ieri in una delegazione di FIPE al ministro Patuanelli per lo sviluppo economico, e di questo si è parlato, gli indennizi su base annua, del problema dell'allocazione che è stato ben espresso, non c'è, a parte il credito d'imposta che è stato chiesto che sia esteso almeno al 30 di aprile, è stato chiesto che parallelamente ci sia per decreto una rivalutazione dei canoni di locazione al ribasso, e noi chiediamo almeno del 30%, perché nella quasi totalità dei casi dei nostri associati l'affitto attualmente non corrisponde alla reale situazione economica, che è ben peggiorata rispetto al momento in cui i canoni erano stati, i contratti di affitto erano stati firmati. Quindi queste sono sicuramente delle situazioni che ha ben evidenziato. Ecco, le vorrei fare anche un'altra domanda, Dania.
c'è il problema, adesso tra virgolette li chiamiamo un po' i disobbedienti dei pub, ad esempio alcuni pub di cui abbiamo fatto anche servizio nelle nostre edizioni dei telegiornali, che hanno deciso di tenere aperta la propria attività perché dicono: noi ormai siamo ridotti all'osso, così non si può andare avanti, basta, e sappiamo a che cosa andiamo incontro, ma comunque teniamo aperto. A queste persone che cosa risponde lei? Ecco che se sanno a quello che vanno incontro hanno già risposto da soli alla domanda, perché la prefettura è stata molto chiara, a Treviso come altrove, non sarà data una pacca sulla spalla alle persone che non rispettano le regole, e purtroppo benché si capiscano perfettamente la disperazione, la devastazione, l'abbiamo detto, economica e sociale che ne deriva da questa totale assenza di programmazione, che non hanno previsto dal governo la seppur minima programmazione che ha psicologicamente devastato gli imprenditori, tuttavia le azioni che stiamo portando avanti, appunto anche con queste richieste di incontro che sono andate anche a buon fine, non possono essere scavalcate da iniziative che evidentemente sono comprensibili, ma che saranno altrettanto comprensibili anche i controlli che inevitabilmente purtroppo ci saranno. Ecco. Per non protrarre questa situazione è stato chiesto al governo e al ministro di farsi portavoce anche con il ministro della Salute Speranza, perché si possa riaprire quanto prima i pubblici esercizi, a cominciare almeno da quelli che hanno la più ampi, che per spazi e per garanzie possono essere inquadrati come più sicuri. Ben sapendo che non possiamo far aprire tutti i locali, che non tutti i locali potrebbero rientrare in questa partita di aperture, ma iniziare almeno per la zona arancione ad aprire a pranzo fino alle ore 18 e per includere nella zona gialla quanto prima l'apertura anche serale, perché questo consentirebbe almeno, ripeto, per i locali più ampi, di metratura più ampia, con il rispetto di protocolli in sicurezza, potrebbe consentire di rimettere in moto le forniture e tutta la filiera fino a quella economica agroalimentare, che è evidentemente il nostro fornitore e beneficia di immagine attraverso la ristorazione. Certo. Volevo chiedere a Deborah, tu che cosa pensi di queste persone che hanno deciso di aprire, quindi dei tuoi colleghi, insomma, che hanno deciso di aprire nonostante i divieti? Allora, sicuramente la disperazione, perché il fatto di non saper niente di domani è una cosa che atterrisce tutti. Però io non sono d'accordo, perché se tutti facessimo quello che vogliamo sicuramente non si otterrebbero dei risultati. È giusta la salute prima di tutto, è giusto stare attenti, però ci si ammala anche nella testa e anche nel fegato, nel senso non si muore solo di fame, c'è bisogno anche di concretezza. Non sapere niente ti porta alla disperazione e magari a gesti inconsulti, no? Quindi... E questo insomma penalizza comunque anche chi ha deciso di rispettare le regole. Tutta la categoria penalizza sicuramente, però non è che non li capisco. Noi non siamo magari d'accordo, però non è che non li capisco, perché la situazione è davvero tanto grave e chi forse non c'è dentro non la può veramente capire, perché già essere imprenditore è difficile, di base difficile. Quest'anno è stato veramente la morte, è veramente stata dura. Daniele Sartorato, insomma mi pare che sia abbastanza chiara la posizione anche di chi ha scelto di in realtà rispettare le regole. Sì, ovviamente noi non possiamo che essere per il rispetto delle regole, ben sapendo che non tutto si può ottenere subito e con facilità. Tuttavia non esiste da un punto di vista scientifico una indicazione che i pubblici esercizi siano stati luogo di focolai di coronavirus. Questo non c'è stata una rappresentazione scientifica raccolta dall'osservatorio del centro studi FIPE da quando la pandemia è iniziata in Italia. Ed è per questo che non ci si spiega come invece ci sia questo accanimento che ha prodotto per la nostra categoria 160 giorni di chiusura nell'anno appena concluso,
senza considerare che alcuni dipartimenti come le discoteche, le attività di catering e le sale giochi sono invece chiuse di fatto da un anno, con un crollo sia di aziende che non ce l'hanno fatta nel frattempo e che negli ultimi 9 mesi insomma, ci siamo persi comunque una buona fetta di attività che comunque stanno in piedi ancora perché ci sono alcuni ammortizzatori, ma che è tutto da vedere come andrà nei prossimi mesi. La previsione è di una perdita, sono a rischio il 18-20% delle attività che attualmente sono presenti nel mercato, e c'è quello ancora più preoccupante, un crollo delle nascite di nuove imprese negli ultimi 9 mesi, cioè 30% di imprese in meno che hanno aperto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E questo è un dato che ci preoccupa ancora di più delle chiusure vere e proprie, perché è lì che si invece insinua la prospettiva di sviluppo e anche di occupazione per quest'anno e per gli anni a venire, con una preoccupante perdita sia di competenze che di professionalità. Certo, grazie davvero a Dania Sartorata, grazie. Grazie a voi, buon lavoro e saluto. Grazie. Quelli che ci ascoltano. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, il meteo, poi torniamo in studio. Pensavo che no. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. Cambia la circolazione atmosferica. Giovedì una perturbazione colpirà il nostro territorio, ma già mercoledì ci saranno le prime avvisaglie di questo mutamento del tempo. Vediamo insieme il dettaglio del 20 gennaio. Sul Veneto il cielo si presenterà piuttosto grigio e nuvoloso. Al mattino possibile anche qualche foschia o nebbia. Sarà bassa la probabilità di locali piovaschi, ma non del tutto da escludersi. Temperature minime in lieve aumento, con valori sopra lo zero dappertutto per quanto riguarda le minime, massime invece tra i 3 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile, un cielo che si presenterà in prevalenza coperto. Qui entro sera saranno probabili dei piovaschi. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece sui 3-9 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui la regione sarà spaccata, vedete, in 2 settori, con tanto sole sui settori settentrionali, molte nubi invece altrove. Temperature minime intorno ai meno 3 gradi, massime sui 4 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Rieccoci nuovamente in studio, siamo ancora in diretta e vedo subito sullo schermo il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Buongiorno Ministro. Buongiorno per tutti, grazie per l'invito. Buongiorno, dunque, ieri votazione, fiducia con 56 voti, una maggioranza non assoluta ma una maggioranza relativa. Un commento su quello che è accaduto ieri? Beh, intanto è dall'altro ieri e poi ieri nella giornata della Camera abbiamo fatto 321 voti favorevoli e contro si sono presentati 259 voti e c'erano 2 assenti per malattie, quindi le votazioni erano 323, mentre per quanto riguarda invece il Senato è 156 favorevoli e 140 contrari. I numeri chiaramente non ci permettono al Senato di raggiungere la maggioranza assoluta, ma identificano che vi è una maggioranza a livello parlamentare sulla quale vogliamo lavorare nei prossimi giorni per cercare di aumentare il consenso, visto che si sono evidenziate possibilità da parte di numerosi
numerosi senatori e di numerosi deputati di poter aiutare il governo ad affrontare con continuità rispetto appunto al passato sia la crisi pandemica nel nostro paese, che non è finita, anzi anche ieri abbiamo sfortunatamente avuto 600 decessi nel nostro paese, e poi chiaramente andare ad aiutare sotto il profilo economico attraverso il Recovery Plan, che è l'atto più importante dei prossimi 6 anni fino al 2026. Ecco, le prossime 2 settimane saranno 2 settimane importantissime per voi. Beh sì, bisogna riuscire a dimostrare che il lavoro fatto fino ad oggi possa aver convinto altre persone ad aiutarci in questo passaggio. Io guardo con fiducia a colleghi che fino ad oggi hanno lavorato a fianco con noi, mi riferisco a Italia Viva ad esempio, ma anche ad altri deputati e senatori che hanno condiviso percorsi all'interno delle commissioni, aiutandoci spesso con emendamenti e con provvedimenti a livello legislativo che hanno migliorato i testi dei decreti che abbiamo presentato alla Camera e al Senato. Me ne vengono in mente tante di queste persone che ci hanno dato una mano. Devo dire anche che in questo momento pensare a una crisi del governo, veramente già quella fatta fino ad oggi mi sembra una follia, però ancora di più, insomma, se dobbiamo guardare al futuro dobbiamo immediatamente ridare stabilità al nostro paese e continuità nel lavoro che stiamo portando avanti, perché ripeto, c'è sempre il timore, in altri paesi è già successo, che possa arrivare una terza ondata proprio nel momento in cui il nostro paese sta andando bene con il piano vaccini, seppur con le problematiche legate alla Pfizer, che ha prodotto un rallentamento delle vaccinazioni nel nostro paese, che rimane comunque il primo paese per numero di vaccinati su popolazione di tutta l'Europa. Ecco Ministro, lei prima citava la Pfizer, che ha creato davvero non poche difficoltà in questo momento in varie regioni, soprattutto quelle del nord, perché si rischia di non poter vaccinare con la seconda dose le persone vaccinate con la prima. Beh, innanzitutto abbiamo chiesto che vi sia un certo riguardo nelle dosi che stanno arrivando adesso agli ospedali, in modo tale che possiamo iniziare la vaccinazione, abbiamo già iniziato, ma che possa andare avanti la seconda vaccinazione delle persone che hanno avuto la prima iniezione. Con questo si completa, dopo una settimana, 10 giorni, l'iter di vaccinazione, e quindi queste persone finalmente diventano immuni al coronavirus. Dobbiamo continuare, aspettiamo che l'EMA dia esito favorevole all'utilizzo dell'AstraZeneca, del vaccino di AstraZeneca, in modo tale che lì possiamo finalmente andare a lavorare con altre decine di milioni di dosi. Sono convinto che rispetto a 70.000 vaccinazioni nel nostro paese che si fa a settimana, abbiamo raggiunto questo numero nelle settimane scorse, noi possiamo addirittura aumentare veramente a numeri importanti, permettendo sia la prima parte della vaccinazione che la seconda parte. In questo modo nel nostro paese potremo andare a vaccinare entro settembre, di fatto a fare, se così possiamo schematizzarla, 100 milioni di iniezioni che appunto sono la prima e la seconda vaccinazione, e a vaccinare gli italiani, e mi auguro già a partire da inizio estate possiamo ritornare alla nostra vita, perché quello che oggi facciamo, devo dire la verità, è una fortissima limitazione delle libertà personali, ma anche del senso di vivere comune che insomma ci ha sempre contraddistinto non soltanto come italiani ma come esseri umani. Ecco, ieri fra l'altro invece in regione, nel Veneto, è stato discusso il caso Donazzan, lei lo saprà, insomma, non è passata la mozione di riserva. Un commento proprio veloce su quanto è accaduto. Io credo che Elena Donazzan in qualche modo abbia commesso un gravissimo errore, seppur nella goliardia di quegli attimi, ma non possiamo dimenticare che quella canzone è legata al fascismo. Noi siamo una repubblica nata sulle ceneri di una seconda guerra mondiale, portata avanti da un regime, quello fascista, che ha prodotto morti e distruzioni nel nostro paese. La nostra Costituzione ha al suo interno valori antifascisti, e anche quella canzone che rispecchia appunto il passato non può essere cantata senza far finta di nulla, soprattutto da chi è un rappresentante delle istituzioni e che quindi deve avere il compito di dare l'esempio. Io conosco Elena Donazzan
per il suo lavoro all'interno dell'assessorato al lavoro. Con lei mi sono spesso confrontato in maniera anche forte, ma l'ho sempre vista lavorare correttamente nell'ambito del mondo del lavoro, del sabotaggio delle aziende, mentre per quanto riguarda queste sue posizioni che ha portato avanti, personalmente io le ritengo molto molto sbagliate e credo che ci debbano essere delle scuse nei confronti dei cittadini e direi anche di cambiare regime. Mi auguro che chi è in questo momento delle posizioni che possono in qualche maniera ridisegnare una destra, possono essere una destra più capace di ricordare i valori antifascisti che erano appunto contenute in grandi partiti. Mi viene in mente appunto la Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra. Senta, invece, cambiando un attimo discorso, io qua ho la titolare di un bar di Treviso, un caso particolare, 3 famiglie che lavorano nello stesso bar. La situazione, insomma, lei lo sa meglio di me, esercenti, ristoratori, ma non solo, perché poi ci sono anche i titolari di palestre, di discoteche, insomma ce ne sono tante di categorie che sono state le più penalizzate durante questa pandemia, con limitazioni, divieti, e adesso i bar con lo stop anche dell'asporto la sera sono davvero in ginocchio. Secondo lei quando è che si potrà riprovare a dare un po' un impulso per far ripartire queste categorie? Intanto a queste famiglie, le 3 famiglie, alla signora che appunto vedo anch'io adesso nello schermo e che saluto, non ci sono molte parole da dire se non che bisogna riuscire a tenere duro in questo momento così difficile. Abbiamo cercato di andare incontro con dei ristori, mi auguro che possano essere giunti attraverso appunto i bonifici in maniera diretta appunto ai conti correnti delle persone interessate. Mi auguro che possano aver potuto avere la cassa integrazione che abbiamo dato, in questa maniera che possa aver avuto un aiuto anche attraverso i prestiti garantiti da parte dello Stato. Sono sicuro invece che questo non basta perché le perdite avute in questo anno sono superiori in generale ai ristori che abbiamo dati, ma siamo riusciti ad arrivare fino a quel livello. In questo momento stiamo predisponendo nel pomeriggio un nuovo scostamento di bilancio, sono 32 miliardi di euro, sono 32 mila milioni di euro, è una cifra molto importante che sarà ancora una volta in buona parte dedicata sia alla cassa integrazione che ai ristori per tutte quelle aziende che abbiamo dovuto in qualche maniera fermare come Stato attraverso prima il lockdown generale dell'anno scorso e poi attraverso il sistema di colorazione. Adesso io lo dico in maniera sincera, la preoccupazione per una terza ondata proprio nel momento della vaccinazione. Io mi auguro che nei prossimi, appunto per andare verso maggio, iniziamo ad avere veramente superare i 10-15 milioni di persone vaccinate nel nostro paese, in modo tale da poter allentare in maniera permanente appunto anche con l'arrivo della bella stagione le restrizioni, che si possa ritornare magari con grande attenzione, che abbiamo fatto anche l'estate scorsa, ma con più sicurezza rispetto all'estate scorsa dove ancora il vaccino non c'era, e che ci permetta di poter riaprire e dare sicurezza. Io credo, e questa è una mia convinzione personale, ma mi sembra che i dati tecnici di grandi esperti vadano in questa direzione, uno dei settori che avrà un rimbalzo maggiore sarà il settore del turismo, e quindi una parte importante del prossimo anno sarà anche tornare alla vita del voler vivere insieme, del poter dedicarsi dei momenti di ferie, dei momenti in cui si possono stare insieme, e dicono anche che vi sarà un forte ritorno alla ristorazione, un forte ritorno anche alla vita sociale. Questo chiaramente è l'augurio che tutti quanti noi pensiamo, perché ci possa essere veramente un rimbalzo già nel terminare, nella prima fase dell'anno. Però chiaramente in questo momento noi agiamo attraverso il prossimo scostamento che voteremo alle 16 alla Camera e al Senato, e entro domani sera faremo il nuovo decreto legge. Ministro, un'ultima domanda le faccio. Qui nel Veneto, insomma anche nel Trevigiano, ci sono stati, possiamo chiamarli, insomma non è proprio corretto, ma chiamarli così, i disobbedienti, cioè locali che hanno deciso di continuare, di riaprire, insomma un po' in barba al DPCM, alle leggi, disposizioni, perché dicono noi non ce la facciamo più a tener chiuso, non siamo arrivati all'osso, i ristori non ci bastano, e aprono. A queste persone che cosa dice? Che invito, che capisco,
che siamo vicini, ma dall'altra parte io invito all'obbedienza civile in questo momento, perché guardate, io ho conosciuto alcune persone, me ne viene in mente una in particolare, con cui con la mia famiglia andavamo a mangiare un panino, e questa persona oggi non c'è più, ha contratto il coronavirus da una persona che lavorava insieme, che probabilmente, chi lo sa, da un asintomatico, eccetera, e oggi questa persona non c'è più. E quindi invito per la propria salute, seppur nella difficoltà, insomma, a provare a resistere ancora per, ripeto, qualche mese. Lo so che è difficilissimo parlare con persone che sono a partita IVA, che vivono di quello che prendono attraverso il proprio locale e che stanno soffrendo ormai da molti mesi consecutivi e hanno perso il Natale, hanno perso il fine anno, che è un momento molto importante a livello diciamo del fatturato proprio per la ristorazione, per tutto quello che riguarda la parte turistica. E sento però il dovere di richiamare tutte queste persone all'obbedienza civile, perché questo momento è un momento in cui ce la stiamo giocando. Guardate, vi sono paesi come la Gran Bretagna che non è riuscita a fare nelle fasi precedenti delle forme accurate, e ha sviluppato anche questa variante inglese particolare, che oggi contano 1.600 morti al giorno, 60.000 casi, 50.000 casi al giorno. Sono numeri che non ci possiamo permettere in questo momento, andando verso la vaccinazione, che, ripeto, tra la prima e la seconda vaccinazione in un paese come il nostro vogliono dire 100 milioni di dosi, cioè 100 milioni di iniezioni, persone che vanno e che vengono. Sarà un'operazione mai vista prima, che ci coinvolgerà tutti, ma che ogni volta che vedremo salire l'asticella delle persone vaccinate vuol dire che potremo più velocemente riaprire i locali, ritornare a vivere insieme. E ripeto, per quello che mi riguarda, io voglio tornare a festeggiare. Non ho festeggiato i 70 anni di mia madre, non ho potuto festeggiare il compleanno di mia figlia, non ho potuto festeggiare mia moglie. Io voglio ritornare a vivere, voglio farlo appena sarò vaccinato, anche rimanendo più insieme alle persone con cui voglio bene e che mi sento mancare in questo momento. Ministro, la ringrazio davvero. Grazie davvero per aver accettato anche il nostro invito ed essere stato qua con noi. Io saluto voi tutti e saluto la signora che era in studio e di cui non conosco il nome, ma che esprimo ancora una volta a nome di tutto il governo, a lei e a tutti gli operatori del settore, la nostra vicinanza, e mi auguro che poi il prossimo ristoro possiamo darvi un ulteriore aiuto. Grazie Ministro, grazie e buon lavoro. Bene, noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio per l'ultima parte di questa diretta, che la voglio proprio dedicare a Deborah, perché insomma situazione, lei fa un po' il capofila di quelli che sono gli esercenti, di quelli che sono le difficoltà, soprattutto in questo momento dei baristi, perché ricordiamoci anche lo stop dell'asporto dopo le 18. Che effetto ti ha fatto sentire il Ministro, la vicinanza anche del Governo che ti ha portato il Ministro, e il fatto anche che arriveranno presto altri ristori? Sicuramente piacere, perché insomma capire il nostro punto di vista per chi non lo vive magari a volte è difficile, perché sembra tutto facile, sembra che prendi i soldi, li metti via, invece c'è tutto un mondo dietro all'imprenditoria. Speriamo nei ristori, siamo un po' come San Tommaso adesso, finché non vediamo non ci crediamo, perché è difficile tornare a pensare di poter vedere la luce dopo tutto questo buio, perché anche ci hanno fatto lavorare poco e anche col freno a mano, perché ricordo che chiudevamo alle 18 da un bel po' e in Veneto dalle 11 era obbligatorio solo il servizio al tavolo, anche quello da qualche settimana, quindi era proprio un lavorare male e proprio col freno a mano, più la capienza dei locali. Ripeto, la salute viene sicuramente prima di tutto, però è dura, sono contenta che il Ministro abbia detto così, speriamo che arrivi qualcosa di buono per tutti, per noi. Che cosa ti rimarrà di quest'anno, di questa pandemia? Dico sempre, spero tra qualche anno ricordarlo col sorriso, quello che ci hanno tolto adesso, sia fisicamente con la mascherina che anche nel cuore. Rimarrà il fatto che per fortuna abbiamo una famiglia solida, per fortuna amo il mio lavoro e con la mia famiglia lo faccio volentieri, e
quanto è importante il bar, nel senso, io parlo per la mia categoria, però anche dopo una giornata pesante, dopo 1000 pensieri, andare al bar, vedere un sorriso, fare una chiacchiera, bere un caffè o il bellissimo e buonissimo spritz fa bene non solo all'umore, ma fa bene proprio al cuore, quindi penso che sia una, come si dice, di utilità, insomma, per tutti, e anche, insomma, fa piacere vedere che la gente gli manca il trovarsi. Ecco, quando vengono i clienti, che cosa vi chiedono adesso, soprattutto in questo momento? Beh, allora, anzitutto sono molto confusi perché non sanno mai di che colore siamo, non sanno mai cosa possono fare e dove possono mettersi anche a bere il caffè. Diciamo che i clienti sono anche loro molto amareggiati, però è bello vedere che ci vogliono bene, che ci sono comunque vicini, è che c'è tanta paura e quindi non possiamo più lavorare come prima, c'è poca gente rispetto a prima. Però insomma noi ci siamo, quello che possiamo lo facciamo. C'è stato mai un momento in cui hai detto vabbè basta, chiudo? Diciamo di sì, quando hanno messo alle 11 anche l'obbligo dello star seduti è stato anche lì un'altra mazzata, perché il nostro locale è piccolino e quindi la capienza era già di 4 persone, dalle 11 seduti era già abbastanza un dramma. E poi quando dal 23 abbiamo chiuso di nuovo tutto con l'arancione è stata un'altra mazzata, appunto saltare il Natale e il Capodanno, dove la gente non vede l'ora di appunto ritrovarsi, di fare 2 chiacchiere, tutto è stata dura. Per fortuna, ripeto, noi abbiamo una base solida e crediamo tanto in noi, nel lavoro che facciamo, però è stata dura e quindi capisco i colleghi che sono disperati e magari vanno anche contro le regole pur di andare avanti. Ti è mai venuto in mente di aprire nonostante i divieti? No, quello no. Perché... Più per paura o più per il rispetto proprio della regola? Diciamo 50 e 50, sicuramente per la paura, però anche, ripeto, c'è la paura anche della salute proprio, perché far rischiare a qualcun altro magari di star male, perché io tutelo i miei clienti, però siccome siamo responsabili anche del fuori, che è quello che è un po' preoccupante, nel senso dovremmo far rispettare anche le distanze fuori dal locale, ma io non ho nessun potere, quindi anche quello era stato difficile, perché come possiamo far rispettare le regole anche fuori dal nostro locale? Ecco, se ti ricordi magari prima quando è iniziata insomma, questa pandemia, c'era stato proprio il problema dell'assembramento fuori dai locali e insomma le multe, c'è stato un po' il timore anche di questo? Sì, infatti. Perché poi non è facile, come dici tu, gestire poi... Io posso gestire il mio interno e calcolare quante persone entrano, però una volta che sono fuori dal mio locale, perché devo essere responsabile io? Ci sono i vigili, insomma passano, anzi magari fanno più controlli, e chi sbaglia è giusto penalizzarlo, ma chi cerca di lavorare e di fare il proprio meglio, lì allora è sbagliato, e quindi essere responsabili anche del fuori, secondo me anche quello era un altro errore. E niente, noi abbiamo sempre cercato di rispettare le regole, però a volte è stato difficile, perché l'irruenza delle persone, anche nella voglia di rivedersi, ecco, voglia di socializzare. Come diceva il Ministro, insomma, la speranza è quella di tornare presto veramente a poter stare insieme, a poter tornare a prendere, come dicevi, uno spritz con tranquillità. Che cos'è che speri tu? Io spero, non dico più i colori, spero di tornare alla luce, spero che torniamo a vederci con sorridere, a credere nel domani e poter di nuovo fare dei progetti. Cioè, progetti non serve a lungo termine, ma anche poter organizzare una cena con gli amici, avere un po' di stabilità, un po' di sicurezza. La parola forse giusta è un po' di sicurezza, perché adesso è proprio quella che ci mancano. Le fasce sono la cosa che più hanno mandato in confusione poi le persone, voi stessi insomma, perché poi con voi c'è stato prima il 18, no, il 18, poi quindi siete stati anche bravi a riuscire. Abbiamo dato i numeri proprio, sì, infatti. Sì, perché anche il Veneto appunto aveva queste restrizioni in più rispetto ad altre regioni, e l'ultima era alle 11 l'obbligo di stare seduti. Conosci magari colleghi che hanno deciso di chiudere? Conosco altri colleghi sempre a Santa Maria del Rovere, dove sono io, che non hanno riaperto adesso, dopo non so se riapriranno, però ora non ce la fanno, ed effettivamente capisco, perché se hai dipendenti come fai a riaprire e non sai se lavori? Noi siamo 3 famiglie, è vero che dipendiamo dalla stessa attività, quindi è un grosso problema, però per fortuna abbiamo dipendenti e quindi quello che arriva siamo noi, e quindi è una situazione sicuramente da una parte di fortuna, dall'altra no, però conosco tanti colleghi che hanno scelto di non aprire ora.
Ringrazio Deborah per essere stata con noi e per averci raccontato un po' la sua esperienza, la sua storia, che purtroppo è la storia anche di tanti altri titolari di bar, di locali, di ristoranti, e si spera davvero che possa migliorare questa situazione e che loro possano tornare a lavorare. È finita questa diretta, ringrazio Deborah, grazie davvero ai telespettatori, grazie per averci seguito, arrivederci.